Buongiorno, buongiorno, volevo partire col carnevale perché abbiamo uno chef, abbiamo un cuoco, abbiamo il presidente Asso Cuochi di Treviso, Fabio Mariuzzo, che veramente darà delle ricette, vero Fabio? Certo, Mirella, per capire se avete fatto le frittelle giuste o sbagliate, perché sono diventate dure, perché non sono buone, però prima partiamo con un bel video del carnevale, vediamo se è pronto e così iniziamo questa bella giornata. Ecco, vediamo le immagini di Venezia, bellissime, Fabio Mariuzzo. Certo che mangiare una frittella magari su una gondola del genere, certo. con una bellezza del genere non è da tutti i giorni. Allora, cosa vuoi dirci, ecco, di questo periodo del carnevale? Cosa si mangia, cosa richiedono le persone che vengono ad acquistare oppure vengono a ordinare questi banchetti? Prego Fabio Mariuzzo. Ma diciamo che il carnevale porta sempre un momento di festa, di gioia. Poi abbiamo visto Venezia in questi giorni come è stata presa d'assalto dai turisti, grazie a Dio che c'è un bel movimento, un bel giro, quindi turismo, gente si muove, gli alberghi, i ristoranti, e quindi questo porta benestare per tutto il nostro settore che lavora appunto in questo campo. Quindi in questo periodo si mangia tanto, si mangia di gusto, poi anche perché l'atmosfera del carnevale è gioiosa, di festa, e le frittelle la fanno un po' la padrona, no? Di conseguenza poi c'è un mondo dietro le frittelle, perché c'è la frittella con la crema, c'è la frittella classica fatta dalla nonna, dalla mamma, la veneziana. La veneziana, esatto, quella fatta col pane. Ci sono un sacco di impasti differenti per fare queste frittelle, i crostoli, le castagnole. C'è da spaziare, da parlare 2 giorni, diciamo, solo sugli impasti delle frittelle, come farle meglio, come abbinarle con vini e tutto il resto. Quindi è un mondo veramente bellissimo, anche perché poi già si pensa alla Quaresima, un altro periodo fantastico dove noi veneziani, trevigiani, riscopriamo il baccalà, riscopriamo le nostre ricette della tradizione, la ringa, che ormai è quasi introvabile nelle tavole della nostra zona, perché è un prodotto proprio che si usava un tempo nella cucina veneta e che adesso sta un po' scomparendo, se non nei locali un po' più tipici, un po' più caratteristici. Ed è un mangiare un po' particolare, logicamente non piace a tutti perché è un pesce stagionato, un pesce che viene affumicato, conservato per mesi e ha una sua caratteristica molto particolare. Il baccalà sappiamo che grazie a Querini che l'ha importato e l'ha portato a Venezia, l'ha fatto sbarcare a Venezia, è diventato un piatto tipico nonostante venga dal nord Europa. E sappiamo già che quando arriva la Quaresima, il venerdì poi è il periodo giusto per mangiare baccalà un po' nelle trattorie, nei locali storici, ma anche poi nei locali un po' più blasonati. C'è questo piatto che ha in sé una storia, un racconto molto importante che fa sì che noi cuochi ci divertiamo poi con questo piatto a trasformarlo dalla storia che ha in sé in piatti sempre più nuovi, più innovativi, più freschi, più giovani, e quindi è qualcosa di veramente importante. Bigo in salsa. Ah, beh, abbiamo trovato qualcosa di importante. La ricetta dei bigo in salsa. Allora vediamo, attenti, carta e penna, perché non è che avete tutti i giorni uno chef come Fabio Mariuzzo a disposizione. Come si fanno i veri bigo in salsa? Beh, qua è una questione proprio di passione e di cura, perché molto spesso magari per velocità si usano le acciughe, le alici sotto olio, eccetera. Invece sappiamo benissimo che per fare un buon bigolo in salsa dobbiamo avere le sarde sotto sale, quindi in pescheria, nei supermercati si trovano sempre più difficilmente, però si trovano ancora le sarde sotto sale, si portano a casa e queste sarde vanno appunto pulite, quindi vanno tolta, perché cosa si fa con le sarde sotto sale? Prendono i pescatori, classicamente prendono le sardine fresche, le mettono sotto strati di sale, sotto il peso, e quindi questo fa sì che ci sia una disidratazione della sardina, che venga tolto tutto il sale, l'acqua all'interno, e si possa conservare per lunghi mesi, anche anni possiamo dire. Quindi la sarda portata a casa con col suo sale e tutto quanto va delicatamente sfilettata, quindi tolto la lisca interna, e da lì poi leggermente sciacquata per togliere un po' di sale. Leggermente, non del tutto. Non del tutto, perché poi il sale, diciamo, il piccantino del sale che ha la sarda deve esserci, no? Perché poi abbiamo la cipolla che è molto dolce,
No. E di conseguenza se noi andassimo a lavare troppo le sardine avremo una salsa molto dolce, noi invece dobbiamo trovare la giusta sapidità della sarda sotto sale con il dolce della cipolla assieme nella lunga lenta cottura che poi va fatta sobbollire pian pianino. Cipolla bianca, rossa, Cipolla gialla, bianca. verde, perché ormai li abbiamo in tutti i colori. Esatto, diciamo di solito si usa una cipolla bianca, ma nelle case diciamo, contadine di un tempo si usava molto di più la cipolla rossa, diciamo non quella viola ma la cipolla rossa perché era quella che si conservava più a lungo, perché la cipolla sappiamo che la raccogliamo a luglio-agosto e poi viene messa nelle attese. Tagliata sottile o grossolanamente? Bella sottile. Ah, sottile? Esatto, si fa rosolare la cipolla perché comincia a stufare pian pianino, poi il vino bianco buono, perché il vino, un po' di vino bianco. Vino bianco, esatto, e queste belle sarde che noi abbiamo deliscato, lasciato con la loro sapidità, con il loro sale. Tagliate a pezzi o intere? Ma le possiamo essere intere perché poi nella lenta cottura, perché noi mettiamo a sobbollire la cipolla, aggiungiamo queste sarde. E il vino bianco, il buon olio d'oliva, le facciamo cucinare niente pian sale pianino, perché sono già salate. Esatto, alla fine poi si controlla sempre un po' se la quantità di sale è giusta, si assaggia perché come sempre il cuoco mette il ditino, si assaggia oppure col cucchiaino e quindi diciamo si mettono sul fuoco, si fanno sobbollire pian pianino, devono stufarsi in maniera che la cipolla ci deve quasi disfare alla fine, no? In maniera che noi abbiamo posto questa crema che poi andremo poi a cucinare i nostri bigoli in salsa, che noi siamo bigolari di Limena, fanno una pasta eccezionale, ancora fatta a mano con i bigoli che si mettono lì. Rio San Martino abbiamo fatto la fiera del radicchio, dove c'erano i bigolari in bella esposizione che preparavano questi bigoli, e il bigolo non è il bigolo fatto a macchina eccetera, c'è il bigolaro lì che con il suo torchio fa scendere il bigolo. E ce li abbiamo noi i bigolari. Ce li abbiamo, sì, a Limena sono... eccellenza del territorio. Eccellenza del territorio, esatto. Allora si mette a cuocere il bigolo, la pasta senza sale o col sale? No, col sale sempre, in questo caso mettiamo la giusta quantità di sale nell'acqua e quando il bigolo è quasi cotto ma abbastanza al dente lo scoliamo, lo mettiamo nella salsa che abbiamo fatto cuocere, ma calcoliamo sempre un'oretta di cottura per la cipolla perché deve proprio disfarsi la cipolla, deve restare una crema tra la cipolla e sardine che si sono proprio sciolte nella cottura. Uniamo i bigoli e cominciamo a mescolare sul fuoco sobbollendo. Dobbiamo far sì che tutta questa pasta e questa crema si vadano a amalgamare creando come si dice, la mantecatura, la bella pasta risottata. Niente prezzemolo? Non si usa il prezzemolo, è una pasta esatto, molto semplice, anche perché poi è una pasta, come si dice, un po' della storia, di conseguenza il prezzemolo nelle famiglie a gennaio-febbraio non c'era, perché il prezzemolo nasce poi più avanti, di conseguenza non si usa il prezzemolo classico. Poi uno può anche mettere un po' di prezzemolo perché è bello, 2 puntine di verde fanno sempre colore e aiutano poi a invogliare però non di ci più. andrebbe, diciamo, nella ricetta tradizionale pulito e neanche il formaggio grana. Mamma mia, mamma mia, no, perché io vedo delle volte delle cose e dico, ma quello si deve mangiare formaggio o si deve mangiare qualcos'altro? Perché è giusto anche capire che se ordini un piatto, il piatto deve essere quello, il piatto originale a mio avviso. Ecco, poi, non deve poi essere... si possono assaggiare le varie... Diciamo sempre che l'importante è conoscere la ricetta originale, dopodiché si possono assaggiare le 1000 derivazioni che vengono fatte, quindi il piatto scomposto, la cipolla da una parte, le sardine dall'altra, la pasta, però l'importante è avere la cultura e la conoscenza di quello che è la ricetta originale. Dalla ricetta originale uno, quando conosce la ricetta originale, poi può andare ad assaggiare altre derivazioni, altri cambiamenti che uno vuol fare sulla pasta o sul piatto che si va a preparare. L'importante è avere sempre una cultura e una conoscenza di quello che è l'origine del piatto che andiamo a mangiare e dopodiché possiamo interpretare le varie tipi di derivazioni delle ricette che si vanno ai cuochi, poi sono fantasiosi. Se uno non ha i bigoli può farlo con lo spaghetto grosso? Uno spaghetto grosso, sì. Ecco, può sostituire, sì, esatto, perché non tutti hanno la fortuna di avere il bigolaro, oppure non lo trovi, perché non è neanche facile trovare i bigoli, se devo essere anche diciamo che ormai nei supermercati abbiamo la pasta fresca, sta spopolando un po', e ci sono questi frighi enormi. Bigoli, devo dire la verità, che ne vedo pochi anche nei supermercati, non so il perché, ma è conforme magari. Sì, sicuramente è una pasta un po' particolare, diciamo, diciamo la pasta all'uovo, le classiche tagliatelle quelle si trovano, esatto, quindi diciamo nell'insieme. Però i bigoli in salsa te li metti tagliatelle, nel senso, meglio un spaghetto grosso ci vuole una pasta grossa, esatto, che
perché va a contrastare un po' questa salsa che è molto sapida, Allora, il molto primo ricca di l'abbiamo gusto. capito, secondo, sardine saur. Eh sì, beh, ovviamente qui baccalà, salsa più o che sia. baccalà. Cosa Baccalà. facciamo? Che ricetta diamo adesso? Come secondo, allora, dopo aver mangiato un po' di bigoli, Se stiamo nel territorio veneziano trevigiano andiamo sul baccalà mantecato, oppure sul baccalà alla vicentina o il baccalà in rosso, che poi è un po' più tipico delle nostre zone. Il baccalà in rosso? Il baccalà in rosso, Avete sì. capito? È un classico, un po' il classico del territorio, no? Perché poi noi mangiamo la polenta, no, si mangiava, ma si mangia molto la polenta, quindi il baccalà in rosso è quello che dà un po'... Ricetta del baccalà in rosso, dai, Ah, qua è complicata chef, adesso. ricetta del baccalà in rosso, che così almeno staccano la spina e pensano a qualcosa di bello stamattina e di buono. Ci stiamo tutta la giornata perché è lento da fare il baccalà. Avete capito, non è una cosa che fai, come si fa, lo diciamo in breve, Beh, dai. intanto ti vuole un buon baccalà ammollato, quindi il baccalà, questo stoccafisso, questo stockfish, come definiscono dalle terre di origine, no? Quindi il baccalà, il merluzzo bastone, no? Perché poi era questo pesce che effettivamente quando lo si vede, lo si trova nelle pescherie, è proprio come un bastone, a casa si può usare, se non vai d'accordo con la moglie lo puoi sempre usare come mazza da baseball. O la moglie è il marito del Sama, esatto, forse. dipende un po' chi dei due vuole. E quindi questo baccalà viene ammollato. Per ammollare bene il baccalà ci vogliono perlomeno 2 giorni, no? Quindi acqua corrente, fresca. Nelle case un tempo avevamo le fontane, quindi le lasciavano sulle fontane un paio di giorni. Adesso le pescherie si sono rinnovate e hanno trovato, diciamo, la possibilità di già vendere il baccalà ammolato, quindi è una grande facilitazione per chi vuole cucinare il baccalà a casa, perché effettivamente il baccalà poi rilascia questo profumo che a tanti, no? Piace, che a tanti piace, a tanti non piace, per qualcuno. Esatto, e quindi trovando nelle pescherie già questo bel baccalà ammollato, uno compra il pezzettino di baccalà che gli serve per 2 o 3 persone che sono in casa, insomma, in base a quello che... Sì. Perché poi c'è chi mangia un piattino piccolo, chi mangia il piattino più grande, quindi ognuno sceglie la quantità che desidera acquistare. Questo baccalà ammollato si porta a casa. Il baccalà è un classico pesce, quindi ha la lisca in mezzo, si apre, si toglie la lisca centrale, si cerca di togliere tutti gli spini, perché il baccalà sappiamo si fa a pezzi, diciamo. Esatto, sì. Però essendo che il baccalà viene battuto meccanicamente ormai, perché una volta lo battevano sul socca di legno, il papà classica, diciamo. Il martello si metteva lì o col bastone di legno andava battuto, perché non col martello. Col bastone di legno si batteva proprio per intenerire queste fibre, per far sì che poi l'acqua, perché l'acqua della fontana doveva entrare nelle fibre della carne e andare ad ammorbidire questo pesce che è molto essiccato, e di conseguenza veniva battuto col bastone. Adesso viene battuto meccanicamente e di conseguenza le spine che noi andiamo a trovare all'interno di questo pesce sono generalmente un po' rotte, un po' spezzate, quindi quando lo apriamo in 2 vediamo che all'interno ci sono queste lische, andiamo a togliere tutte le lische possibili e via dicendo, andiamo a pulire bene questo pesce e cominciamo la preparazione del baccalà. Il rosso. Il rosso. Quindi abbiamo... I vicentini se mangiano i vicentini e noi altri mangiamo il rosso. Esatto, che poi si può fare, diciamo, se uno ha un po' di accortezza a casa, quando comincia a pulire il pesce, le parti un po' più bruttine, i pezzettini che vengono via, le mette da parte, si fanno bollire e poi si manteca con l'olio di semi e un po' di olio d'oliva e si può fare il baccalà mantecato. Con i pezzi più importanti si fa il baccalà in rosso. Quindi il baccalà in rosso prendiamo le nostre belle, un po' di cipolla, un po' di aglio, un po' di prezzemolo, in questo caso ci vogliono sempre le acciughe, sempre quelle deliscate, okay. Sempre sale. Acciughe anche in rosso, esatto. Ok. Esatto, quindi cominciamo a far rosolare la nostra cipolla, aggiungiamo uno spicchietto d'aglio, il baccalà che abbiamo giustamente già pulito, anche se c'è un po' di pelle, la pelle la possiamo lasciare perché nella lunga cottura poi si andrà a disfare all'interno della cottura e darà anche un gusto caratteristico. Quindi cipolla, aglio soffritti, aggiungiamo le nostre sarde deliscate sotto sale e quando queste cominciano già a essere belle bionde, come si dice, o stufate bene, aggiungiamo i nostri pezzi di baccalà che avremo leggermente infarinato. Diciamo per un pezzo di baccalà quante sarde? Perché se te sbaglia poi viene fuori un caos. Sì, esatto, allora sappiamo, no, ma 2 o 3 sardine, 2 o 3 noi possiamo mettere anche 4 o 5 sardine perché poi non andiamo a mettere il sale e quindi le sarde andranno a insaporire molto di più il pesce e di conseguenza meglio mettere una sardina in più e stare indietro col sale piuttosto che mettere una sardina in meno, perché le sarde fanno un po'
la caratteristica del gusto del baccalà in umido. Quindi aggiungiamo il nostro baccalà, prima di metterlo nella pentola lo infariniamo leggermente, no? Aggiungiamo il nostro baccalà alle cipolle che stanno stufando, l'aglio e le acciughe, e lo lasciamo stufare leggermente, bagniamo col vino bianco, no? E aggiungiamo una buona salsa di pomodoro fatta in casa, se abbiamo anche i pomodori, ma in questo periodo sappiamo che non c'è il pomodoro fresco, quindi dobbiamo usare il pomodoro che abbiamo fatto ad agosto a casa. Aggiungiamo la nostra salsa di pomodoro, aggiungiamo un po' di prezzemolo e va messo in un angolino. Un tempo era la stufa di casa, adesso la stufa non c'è più, quindi abbiamo un fuoco molto basso e deve, come si dice, borbottare. Okay, blum, 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 Non deve bollire, deve fare quella bollicina che bolla, esatto, un paio d'ore, pian pianino, a fuoco basso, e mentre logicamente avendo una parte di farina all'interno è facile che tenda un po' ad attaccarsi, di conseguenza delicatamente lo andiamo a muovere ogni tanto con mestolo di legno, mi raccomando. Perché? Perché logicamente se lo andiamo a mescolare molto, alla fine disfiamo tutto, quindi va girato delicatamente appena toccato il fondo della pentola, in maniera che rimangano i suoi bei pezzettoni che abbiamo lasciato all'inizio, e lo lasciamo borbottare un paio d'ore. Intanto, passata un'ora, mettiamo sull'acqua per la polenta, perché la polenta anche quella deve essere cotta per almeno un'oretta per avere una buona polenta. Ci va una cottura lenta, non una cottura. Anche la polenta istantanea è buona, non diciamo che quando serve aiuta, perché molto spesso andiamo di corsa e di conseguenza non possiamo avere un'ora per cucinare la polenta. La Mirella di sicuro potrebbe fare solo quella istantanea naturalmente. Ormai le aziende fanno, diciamo, delle polente istantanee che sono eccezionali, però se noi abbiamo una bella farina, il mais bianco perla che è tipico della nostra zona, o le farine un po' che adesso ci sono dappertutto, farine particolari, possiamo appunto mettere l'acqua a bollire, mettiamo sulla nostra polenta e un'oretta di cottura della pentola, un'altra oretta di cottura del baccalà. Il baccalà, quando finisce di cucinare, deve avere asciugato l'acqua, deve essersi sodo, diciamo. Sotto, esatto. Se vogliamo dargli un po' un pizzico di colore, un pizzico di prezzemolo alla fine, gli ultimi 10 minuti di cottura, e c'è chi aggiunge un po' di parmigiano e chi no, perché sul baccalà prima dicevamo il guai al parmigiano, però il baccalà alla vicentina, proprio per raccontare un aneddoto, il baccalà alla vicentina, proprio nel disciplinare del baccalà alla vicentina, ci è messo che ci va il parmigiano reggiano. Avete capito? Esatto, quindi nel baccalà un po' di formaggio grana alla fine ci sta, no? Anche perché aiuta un po' a dare più sapidità e non aggiungere sale, perché noi abbiamo già le sarde sotto sale che hanno un buon contenuto di sale. Aggiungiamo un po' di parmigiano, di conseguenza stiamo attenti col sale, è meglio stare un po' più indietro, perché poi abbiamo la ricetta che alla fine dovrebbe essere quasi perfetta senza l'uso di sale. Basta aggiungere un po' una macinatina di pepe alla fine. Perché le sarde hanno risolto il problema del sale. Esatto, il sale, un po' di parmigiano poi alla fine, che anche è bello, come si dice, sapido anche il parmigiano, e quindi dovremmo avere un baccalà in umido che è quasi perfetto. Allora, il primo bigù in salsa, il secondo baccalà in rosso nostro, trevisano stavolta, esatto. No, vicentino. Sentiamo, adesso apro il centralino, Rinaldo da Venezia, sentiamo il veneziano, cosa che ne conta. Ciao veneziano. Ciao Mirella e buongiorno al tuo ospite. Buongiorno. Voglio dire a Chef, mi sono nato a Rialto, ho 81 anni, e sardelle sotto sale, e metteva via anche a mio papà, perché era tipico una volta, e mettevamo su una botte noi altri. Sì. Un strato come che ti ha detto Tisce, un strato di sale, un strato di sardelle e via andante, con le piede sopra in magazzino, perché avevamo bottega di frutta e verdura, e avevamo il magazzino. E portammo in magazzino, stava 7-8 mesi, va bene. E dopo mangiamo tutto l'anno, perché una volta in sale e dura un anno minimo. E giustamente, come ti ha detto T-shirt, va fatto con le sardelle sotto sale, non con le acciughe, e perde tutto il gusto. E basta dei quelini stampati che lo ha portato a Venezia, va bene, e lo ha fatto conoscere a mezzo mondo. E basta ora avevo un giro che vendeva il baccalà, che arrivava ai bar col ferro di gai, e smoravimo, e col maglio degno in magazzino, e lo battevamo tutto il baccalà. Questa è storia. Tanto è vero che si dice che è duro come un baccalà.
ma lo mettiamo a moglie anche sotto l'acqua corrente, va bene? E dopo il baccà in toggio fatto a veneziana ti mangi una steccia di poenta, ma non che serve tante robe, perché l'epoca mia non vedeva tante stecce, olio, buon, no, vedeva solo che baccà, e ora mi stavo al primo piano, e secondo mia nonna, quando arrivavo a casa, mangiavo baccà a casa mia, al giorno Dio, vengo a casa a scuola, faccio le scale, ancora baccà, arrivo a casa, ed era mia nonna. Voglio dire che il baccà ed era una roba semplicissima, addirittura rialto, le osterie, che era una quindicina di osterie, tutti facevano il baccà, ma andava al batturo, non che era Frullini, questo e quello, e ora l'osto, la tiglia e il baccà sono in osteria. E chi che veniva dentro e direi, ti offro un'ombra da dare una misciata, e così facevamo il baccà. Ma il baccà era una gioia, adesso è diventato schizzinoso e non che sei tanti che devono farlo, perché ormai in giro, sono stato a Sandrigo, sono stati dappertutto, ma bisogna imparare a fare il baccà è una roba umile, non va a tante robe, come dice Tito, due sardine, un fiale di pomodoro e robe giuste, e ti mangi una teggia di polenta. E a compagnia giusta che vuole. E a compagnia giusta che non deve mai mancare, specialmente su queste feste qua. Grazie caro Rinaldo. Allora andiamo a vedere cosa è successo invece a Villa Margherita a Carnevale, questo Carnevale non di quest'anno naturalmente, dove c'era anche il nostro presidente di Assocuochi, Fabio Mariuzzo. Andiamo a sentire. Sono ragazzi speciali che fanno dei percorsi speciali, che hanno sofferto tantissimo, ma soprattutto dobbiamo parlare di inclusione. Arriva dall'Ottocento il Carnevale d'altri tempi, in programma nel weekend e promosso dall'associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi nella splendida cornice di Villa Margherita Treviso, che diventa sempre più accessibile alle persone con disabilità. Questa Villa Margherita inclusiva servirà proprio a questo, a dare un futuro a questi ragazzi che per troppo tempo sono rimasti agli ultimi posti. Mostre, laboratori, giochi e pasticceria che vogliono trasformare la villa in centro nevralgico per le attività rivolte a chi soffre di disabilità, ma anche a tutta la cittadinanza, diventando così un punto di riferimento regionale. Credo che le iniziative che possono essere coltivate qui dentro siano molteplici e naturalmente anche gli investimenti legati a questa villa consigliano di avere più soggetti interessati, però con uno spirito comune che è quella di mantenere aperta al pubblico e in modo particolare anche a persone con disabilità la fruibilità di questi spazi. Tra gli interventi che il Comune si propone di attuare nell'immediato, la messa in sicurezza dell'intera struttura, tra cui il miglioramento dell'impianto elettrico e la creazione di un ascensore che possa facilitare l'accesso alla villa alle persone disabili o anziane. Inoltre tra le proposte c'è l'idea di trasformare una delle strutture esterne alla villa in biscottificio che possa dare lavoro ai molti ragazzi diversamente abili, abbinando così la socialità all'attività lavorativa. Il lavoro è una parte integrante, sapere di essere riconosciuti e valorizzati come una parte importante che collabora alla produzione di qualcosa è fondamentale nel significato di vita di una persona. Un appello, un messaggio che lei vuole lanciare a tutti i nostri telespettatori e telespettatrici? Aiutatemi. Sono Fabio Mariuzzo, sono il presidente dell'Assocuochi Treviso. È un po' difficile trovarsi in questo contesto perché immagino le parole che abbiamo sentito, tutto quello che è stato parlato fino adesso ci trova un po' a dover dare una manforte a tutte queste associazioni eccetera. Di conseguenza penso che, come ha detto prima Mirella, il concetto di fare rete, il concetto di fare una squadra, di essere uniti per portare avanti dei progetti e delle volontà di queste associazioni, e noi siamo qui per dare questo appoggio e soprattutto, come molto spesso succede, la tavola unisce le persone, no? Il pane che vediamo qui di fronte alla scuola Levido Rocco appunto serve anche ad unire e a condividere le sofferenze e le difficoltà. Noi come DSE Veneto, che fa parte appunto dell'Associazione Cuochi, è un ramo dell'Associazione Cuochi, andiamo a fare il servizio di assistenza quando ci sono le emergenze, quindi entriamo anche noi nei momenti molto difficili delle famiglie dove ci sono disastri, difficoltà, e entriamo diciamo per dare una mano, per dare a fornire dei pasti. Siamo stati in Emilia Romagna nel tempo degli alluvionati
di qualche mese fa, e siamo sempre pronti a partire quando ci sono delle emergenze eccetera. Come Associazione Cuochi di Treviso invece collaboriamo per fare delle attività a livello di raccolta fondi. Abbiamo fatto una cena di beneficenza la settimana scorsa dove appunto per i centri antiviolenza sulle donne, e lì ci siamo dedicati appunto più di 100 persone su una trattoria, si sono riuniti per ascoltare diciamo chi dava informazioni su questo grande problema e lì abbiamo raccolto appunto di fondi. Lavoriamo con il Teleton durante il tiramisù di Treviso per la raccolta fondi per Teleton, e quindi durante tutto l'arco dell'anno continuiamo a fare varie cene o attività, di conseguenza potremo in un futuro fare rete assieme e creare appunto degli eventi o delle cene per riuscire a dare supporto a tutte queste associazioni che ci sono qui all'interno, che magari hanno bisogno sia di far conoscere i loro progetti, i loro percorsi, ma anche poi di ritrovare e riunire le persone attorno a un tavolo per parlare, per mangiare e sicuramente anche raccogliere qualcosa per voi. E quindi diciamo, come diceva appunto Mirella, la rete sarà un po' il futuro di questo incontro e creare una squadra che possa assieme risolvere qualcosina. Non risolveremo tutto, ma faremo qualcosa assieme. Grazie a tutti. Allora, l'intervista è molto importante perché? Perché Fabio Mariuzzo parla di far rete, di far squadra, quello che dovete fare assolutamente voi, perché se non avete la squadra certo, non si va da nessuna parte. Come sono le nuove squadre, i nuovi giovani? Anche molte ragazze vedo che veramente si sono avvicinate a questo percorso anche alberghiero molto importante, dove veramente si cerca di capire, e quello che mi dicono che la passione è più per i dolci che per i primi, secondo piatti. Com'è la storia, Fabio Mariuzzo? E chi sono questi giovani che voi avete nelle vostre batterie? Si dice così, no? Batterie? Brigata. Brigata, no batteria, brigata. La brigata di cucina. Beh, diciamo che lo chef è un po' il direttore d'orchestra, no? E quindi si lavora durante il periodi per formare i ragazzi, per formare la squadra, il team, assieme, diciamo, creare la sinfonia, l'armonia, per poi quando comincia il momento del servizio, che poi gli ospiti, i clienti sono seduti al tavolo e tutto quanto, e noi siamo nelle retrovie dietro le cucine, dobbiamo un po' far sì che la cucina si muova come un'orchestra, perché c'è l'antipasto che sta uscendo, c'è il secondo, c'è il primo, c'è il dolce, e molti tavoli, molte richieste diverse, 2, 3, 4 primi, 2, 3 antipasti, 5 secondi che escono in contemporanea, ognuno nel suo reparto, ognuno nella sua parte di brigata, e lo chef deve cercare di coordinare il tutto, stare lì con le bacchette, a volte non con le bacchette ma con le pentole in mano, e mentre cucina anche lui deve stare attento anche poi che escano tutte le pietanze in contemporanea, che i piatti siano buoni, siano fatti bene, un po' come sono stati studiati precedentemente, e che ci sia un ritmo di uscita giusto, perché poi chi è seduto dall'altra parte nel ristorante giustamente vuole mangiare con una tempistica giusta, con un'armonia ed è un suono, una musica, quindi riuscire a far sì che tutto, diciamo, la brigata di cucina lavori bene, lavori in armonia, perché logicamente, come diceva Cipriani, se il cuoco è arrabbiato in cucina, se il cuoco è nervoso, ha fatto baruffa con la moglie o altro, non potrà mai cucinare bene un piatto. Il cuoco deve trasmettere la sua gioia, la sua passione a quello che fa, no? E quindi bisogna stare bene dentro di noi per poi trasmettere quello che facciamo nel piatto e nelle pietanze che cuciniamo, no? E come dicevamo prima, o un baccalà o un roast beef o un filetto, per quanto buono sia, se il cuoco ha la passione e la voglia di cucinarlo bene, sarà buono. Se il cuoco è arrabbiato e ha 1000 altre idee per la testa, non riuscirà mai a cucinare. Dobbiamo essere anche fortunati di avere il cuoco che non si arrabbia quando entriamo in un ristorante e in una meravigliosa trattoria. Certo. Perché noi siamo anche famosi per le trattorie e osterie tipiche, Fabio Mariuzzo, dove trovi veramente, o speri di trovare questi piatti tradizionali che, diciamo la verità, stanno un po' scomparendo. Diciamo che per questo c'è la voglia di far sì che la cucina italiana diventi patrimonio dell'UNESCO, no? Perché la nostra cultura, la nostra tradizione sia conservata negli anni. Diciamo che la cultura proprio della trattoria, dell'osteria è insita nel nostro territorio e fa parte della nostra cultura. Infatti ci sono trattorie, ci sono ristoranti che sono storici. Cioè, dalla mamma che cucinava o la nonna che aveva la trattoria, il ristorante, la tradizione della famiglia che porta avanti questo ristorante, che continua a preparare le pietanze caratteristiche, e soprattutto c'è
un'interazione tra il ristoratore poi che si crea e gli ospiti che vanno a mangiare dai ristoranti. Infatti molto spesso noi andiamo a mangiare nei ristoranti dove ci sentiamo come a casa, no? Quindi si porta la famiglia, si portano gli amici, dai vieni con me che ti porto da un amico che è al ristorante, che lì si mangia bene. Poi si mangia bene sicuramente, ma sicuramente si trova anche un ambiente conviviale, favorevole, l'oste, famose oste che ti fa star bene seduto a tavola, ti porta il vino, ti dice guarda oggi il cuoco o la moglie o chi è in cucina mi ha preparato i bigoli, ha fatto il baccalà, mangia questo, ma io volevo... E poi l'oste invece ti convince a mangiare quello che magari uno non pensava di mangiare, ma la sua affabilità, la sua capacità di trasmettere l'emozione della cucina fa sì che uno molto spesso mangi non quello che vuole, ma quello che vuole l'oste, no? E questa è l'arte del... Perché ti intriga con le parole, col menù che ti propone. Perciò, perché poi lui è lì nella trattoria, è lì nel suo ristorante, sa bene quali sono i piatti più... meglio riusciti dalla cucina e sicuramente ti sa dare il consiglio giusto. Abbiamo Sandra da Padova, la nostra Sandra. Vai Sandra! Ciao Mirella, ciao. Buongiorno al Presidente. Buongiorno Sandra. Presidente. Io dico solo quando ero piccola mia mamma aveva la passione per la cucina, poi una volta si metteva alle 8 di mattina, andava avanti fino all'1 a cucinare il lesso e mi ricordo che mia mamma si faceva la polenta un giorno sì, un giorno no col paiolo, cioè guai se mancava la polenta o bianca o gialla. E mio papà quando portava a casa, ecco, mio papà era addetto al baccalà, alla preparazione, no alla cottura, e mi ricordo che faceva il baccalà mantecato, lo metteva in una terrina e lo sbatteva un'ora e noi eravamo lì che guardavamo perché diceva il latte del baccalà veniva una crema, effettivamente adesso ci mettono la panna, ci mettono tutte queste robe e io ho imparato a fare il baccalà alla vicentina perché mia mamma, ecco, le ricette lei non diceva niente, cucinava e se gli chiedevi una cosa non era possibile neanche un uovo, per dire, era gelosissima della sua cucina e vabbè. E mia sorella è molto brava a farla mangiare e mi ha insegnato a fare il baccalà alla vicentina, il vero baccalà alla vicentina. È un lavoraccio, Presidente, e io lo facevo un po' di anni fa perché avevo mio figlio piccolo, gli amici, i parenti, allora le tavolate erano di 10-12 persone e ci mettevo tempo, però veniva con la baccalà in rosso, Sandra, quello nostro l'hai fatto? Mia mamma lo faceva e io una volta, diciamo per far prima, senza il forno, perché una volta si faceva il baccalà rosso sul gas, mi ricordo. Certo. Vede. E io ho detto lo faccio rosso e devo dire che è venuto, come ha detto il Presidente, con l'acciuga, cioè è venuto buono perché il sugo del pomodoro, io ho mio marito che mi porta a casa da un contadino il pomodoro che fa lui, dunque lo senti la differenza, è inutile, per quanto buono la Barilla e tutte ste marche, però quello di casa è tutta un'altra roba. Diciamo che a casa mia, adesso mio figlio non c'è, per conto suo, però sembrava un ristorante, Mirella, e oggi cosa c'è da mangiare? Se siamo a casa la domenica, anche mio marito comincia alle 10 e io devo dire che in 48 anni quasi di unione ho imparato perché chiedevo a mia sorella l'arrosto, però ecco, io credo che i ricordi della famiglia, ecco, forse manca, Mirella, la condivisione alla domenica, adesso i ragazzi, i bambini, cioè gli impegni anche logico, anch'io davo catechismo, però l'ora di mangiare, mia mamma e mio papà erano tassativi e mio papà, io ho preso tante botte sui gomiti perché non voleva che appoggiassi i gomiti sulla tavola. E io devo dire che anche quando esco, che vada in una trattoria, che vada in un ristorante, non riesco anche a casa a mettere i gomiti sulla tavola. E questi insegnamenti qua, io ho visto, e dopo chiudo, ho visto degli obrobi, scusa Mirella, in pizzeria, magari vai a mangiare la pizza, mangiano, allora la pizza o si mangia con le mani, giusto?
io no, perché odio sporcarmi le mani, però vabbè, o con la forchetta e il coltello. Mettono la forchetta come fosse, cioè non come al solito, come ho imparato io. E l'ho constatato nei giovani che non hanno. È vero o no? È vero. Mettono come dovessero impiantare. È vero, Sandra, è vero, hai ragione. Come fosse viva. Bella sta trasmissione, perché ogni tanto bisogna essere leggeri in mezzo alle disgrazie. Grazie cara Sandra, grazie. Grazie cara Sandra. Però Fabio Mariuzzo, noi siamo partiti dal primo, siamo arrivati al secondo, ma l'antipasto l'abbiamo completamente saltato. Vabbè che con due pietanze del genere non è che poi... Però non so, un qualcosina cosa ci andrebbe prima dei bigui in salsa e del baccalà rosso? C'è una bella ringa. Se facciamo, già stiamo pensando alla Quaresima dopo il Carnevale, la ringa è un piatto, questo sì è un piatto storico della tradizione veneziana che ricetta della ringa. Che è nato, Fabio, ricetta della ringa. Intanto bisogna trovare la ringa che è sempre più difficile da trovare, ecco, perché tanto per cambiare. Su qualche pescheria sicuramente si trova, le buone pescherie diciamo, del paese ancora. Per i buon gustai conservano, vendono le aringhe, la ringa affumicata, la ringa stagionata che viene sempre questa dal nord Europa. Di conseguenza la ringa è un altro pesce essiccato, affumicato, essiccato, di conseguenza ha bisogno di un trattamento per togliergli il sale, anche perché la ringa non ha bisogno di una grande cottura. Questo pesce è un pesce diciamo, che viene conservato con la testa, come le acciughe, sulle cassette di legno, interfogliato, no? Si compra la ringa, si porta a casa o se abbiamo la capacità di sfilettarlo oppure possiamo chiedere al nostro addetto della pescheria che sicuramente ce la può sfilettare, quindi si toglie la testa, si apre in due, ci sono le aringhe come si dice, con le uova e senza uova, no? Perché poi è proprio un pesce che viene salato con tutte le interiori all'interno, viene messo completo, intero. Così, e di conseguenza quando lo andiamo poi a preparare per la cottura troviamo la ringa con le uova o la ringa si dice con mi sfugge il nome adesso, l'emozione della diretta. Io no? non lo so proprio, guarda. Vabbè, ci sono le uova oppure c'è un altro tipo di aringa. Il latte si chiama, no? Viene detto un po' in gergo così, no? Il latte della ringa. Ma è più buono con le uova o senza uova la ringa? È più buono? Diciamo che quello col latte di solito è quella più pregiata. Con latte. Esatto. Scusate il termine latte forse non è corretto, ma adesso mi sfugge un attimo il nome corretto. Accettato. Comunque la ringa viene sfilettata, viene divisa in due tiletti, se ci sono le uova si conservano le uova perché con la stagionatura sono buone anche queste da mangiare, no? Si mette a bagno nel latte perché essendo stata salata logicamente è ricca di sale, se noi andassimo a cucinare così direttamente avremo un pesce che è molto salato e non lo possiamo gustare. Quindi lo lasciamo a bagno anche una giornata intera, lo possiamo lasciare a bagno nel latte. Cioè, la notte come al solito e poi il giorno dopo un po' come il baccalà. Portiamo a casa il baccalà, portiamo a casa le aringhe, no? E quindi mettiamo il baccalà a bagno e la ringa sotto il latte in frigorifero. Il giorno dopo togliamo la ringa dal latte, la sciacquiamo bene e la mettiamo a cucinare a vapore, quindi mettiamo la nostra griglietta sopra la pentola che bolle, no? Bastano pochi minuti, una decina di minuti a vapore, con un vapore, anche in questo caso, sempre non essere aggressivi, ma un vapore dolce, quindi un'acqua che sobbolle e la ringa sopra qualche minuto, giusto che si perda il suo olio e si vada a cucinare. Quando è cotta la togliamo, passati 5 minuti sopra il vapore, la lasciamo raffreddare leggermente e la mettiamo su un piatto, su una padella, una vaschetta da frigorifero con un filo d'olio d'oliva, un po' di prezzemolo, qualche spicchio d'aglio, no? E la lasciamo di nuovo intero l'aglio? Sì, intero, perché poi essendo va coperta con l'olio, un buon olio d'oliva, perché è un piatto della tradizione contadina, diciamo povero, gusto forte veneziano, anche. esatto, che va lasciato in frigorifero. Una volta magari si lasciava fuori perché tanto le case non avevano riscaldamento, adesso bisogna per forza di cose lasciarlo in frigorifero e si conserva per 2 o 3 giorni sotto olio. Logicamente l'olio poi si insaporisce del gusto della ringa e quindi polenta
Aringa, il buon olio che ha... Il famoso che ha detto marinato. Puente Arenga, ma intocciava solo Puente Esatto. Arenga, restava sempre là. In quel caso la Puente Arenga era appesa a un filo e gli correvano dietro per prenderla, però l'aringa così fatta sott'olio poi viene scolata dall'olio, messa sulla polenta calda ed è veramente un piatto per buon gustai. Logicamente dà un gusto intenso un pesce stagionato e tutto quanto, però è un antipasto semplice e che si trova ancora in qualche trattoria, adesso poi che arriva appunto la Quaresima. Si spera di trovarla in qualche trattoria. Allora a questo punto poi arriveremo ai dolci, però adesso dobbiamo andare assolutamente in pubblicità. Allora siamo con Fabio Mariuzzo, che ringrazio, presidente Assocuochi, ma soprattutto ecco, questa semplicità del metodo antico, delle ricette antiche, di gusti anche antichi. Certo, ma i giovani sono orientati su questi gusti? Cosa si mangia, ad esempio, Fabio, ecco, per capire anche quali sono i piatti più gettonati dopo aver sentito questa meraviglia di ricette prima di arrivare ai dolci di Carnevale? Ah, ci arrivano anche i dolci, arriviamo alla sì. fine. Beh, penso che ormai diciamo, l'offerta dei ristoratori nel territorio è molto ampia, no? E sia i giovani ma anche i meno giovani spaziano un po' in tutti i ristoranti, dalla classica trattoria dove c'è appunto la cucina tipica, la cucina storica, il locale storico dove si mangia appunto il baccalà, l'aringa, si mangiano i bigoli in salsa, ai locali un po' più moderni, un po' più innovativi dove c'è una cucina rivisitata, una cucina che parte sempre dalla tradizione, perché poi il cuoco nasce sempre in una cucina dove la tradizione è parte della storia, è parte della conoscenza che un cuoco deve avere, perché se conosci le basi della cucina puoi trasformare tutti i piatti che vuoi, no? Puoi fare piatti, diciamo, come dicevamo prima, conosci la materia prima, conosci le basi della cucina e poi vai a trasformare quello che è l'aringa, il baccalà in umido o il baccalà mantecato in qualcosa di diverso, perché poi hai una conoscenza di com'era il principio, com'era il gusto tradizionale del piatto, e poi tu dici, buono, il baccalà in umido, al pomodoro, al baccalà, alle acciughe, io posso fare un piatto dove metto questi elementi in maniera diversa nel piatto e devo far sì che il cliente, quando poi lo va a degustare, sentirà i vari gusti che mi ricordano il baccalà in umido ma presentati in maniera diversa. E quindi diciamo la cucina locale si sta evolvendo nei due settori, sia la cucina moderna rivisitata che cambia, che ha dei sentori completamente diversi, e c'è la tradizione che continua, perché non ci scordiamo che locali storici, locali veneti ce ne sono tantissimi nel nostro territorio e che continuano a lavorare nel segno della tradizione e della cultura gastronomica, che è importante mantenere. Abbiamo Lorenza da Mestre. Ciao Lorenza. Ciao Mirella, scusami se ti disturbo, volevo chiederti una grossa cortesia. Qui a Mestre c'è un banco, un supermercato solidale? Sì, certo che c'è. È anche gestito dal comune di Venezia Mestre, sì, assolutamente. Basta che chiami il comune di Mestre di Venezia e ti danno, c'è l'assessore Venturini, ti dico anche il nome, dove c'è un grande banco, vedi? Ecco, è quello che... Ecco, tanto grande, tanto importante, poi chiamano Sveglia Veneti perché non sanno se c'è il banco solidale. Volevo chiederti una cosa. Dimmi. Appunto stavo ascoltando i signori qui presenti nella tua trasmissione. Io essendo celiaca praticamente devo mangiare determinate cose perché me l'hanno riscontrata a 73 anni purtroppo. Resta fortuna, non resta fortuna, che è fatto che devo fare un'alimentazione rigorosa in base agli alimenti, e mi chiedevo se al banco solidale ci sono anche questi prodotti. Conforme, delle volte possono anche esserci, sì, delle volte possono anche arrivano, non sempre naturalmente, perché sono anche prodotti anche molto costosi, non è che costano poco, però qualche volta arrivano, poi non so dirti a Mestre. E con tutte le visite che voglio affrontare, a volte a pagamento e boete, non ne parliamo condominio, qua mi arrivo proprio sottoterra.
Comunque sottoterra, chiama i servizi sociali e fatti spiegare bene come la mia puoi amica ha essere avuto un tumore aiutata. al fegato e uno al seno, ha detto lei ha piccoli risparmi da parte, usi quei piccoli risparmi, non possiamo fare niente. Questo è stato il risultato di accidenti sociali. Mi dispiace Mirella, ma siamo messi veramente male. Grazie, ti saluto e saluto anche il signore che è lì. Grazie cara Lorenza, grazie infinite. Purtroppo è vero quello che dice Lorenza, non c'è niente da fare. Ecco, ci sono zone dove veramente sono gestite anche bene, dove c'è l'ascolto, e ci sono altre, io non faccio un minestrone perché per carità non è sempre così, però Lorenza ha proprio ragione. Allora Fabio Mariuzzo, siamo arrivati ormai quasi alla fine, dobbiamo dare la ricetta di affritto. Scusa, Fabio Mariuzzo, la classica affritto. Eravamo in Quaresima, baccalà, ringa, di dieta non... Allora, la frittella. La frittella è un grande... si apre un mondo, perché poi c'è la frittella ripiena, la frittella a base di pane, la frittella... Allora, noi vogliamo quella più buona, più semplice, classica. Adesso frittella. mi viene in mente la ricetta della nonna, appunto, che faceva anche la mia nonna e la mia mamma, sempre con cultura e tradizione locale, che è una ricetta molto semplice, che poi la ricordo perché è proprio facile, e anche facile da ricordare. E sono delle frittelle buonissime, perché poi sono leggere, sono semplici, e avendo la ricotta all'interno si conservano anche benissimo. Non è la classica frittella che dopo un'oretta diventa dura e il giorno dopo non la mangi più, eccetera. Queste hanno della ricotta all'interno e di conseguenza ti restano belle morbide anche se le mangi quando sono fredde o il giorno dopo. Mentre quando sono calde... Quanto dura la frittella, diciamo classica, così? La frittella andrebbe mangiata sempre in giornata, soprattutto poi se ci mettiamo la crema, diciamo. Sì, esatto, perché poi essendo un fritto, come sempre il fritto, se lo lasci là, tende un po' poi a tirar fuori tutti i profumi dell'olio o altro, la frittura, e quindi perde un po' la sua fragranza, la sua freschezza. A meno che non siano le castagnole sono il classico, diciamo, la frittella un po' più dura, un po' più secca, perché appunto ha un impasto diverso e che è fatta proprio per essere conservata più a lungo, no? Di conseguenza ci sono degli impasti fritti che sono studiati per una conservazione. Anche i crostoli, ad esempio. I crostoli, esatto, sono conservati. Chiacchiere conforme dove li mangi. Bravissima. Allora, frittella con la ricotta. Frittella con la ricotta, guarda, è molto semplice, non serve un libro per scriverla, perché poi, come si dice, mi diceva la nonna, è la regola dell'uno, no? Prendi un uovo e in base a quante uova metti poi fai la moltiplicazione. Quindi un uovo erano 100 grammi di zucchero, e non serve la planettaria, non servono macchinari vari, perché è la classica ricetta da fare col mestolo, come faceva la nonna, a mano, mestolo di legno, no, sulla terrina, sul bowl di vetro, sulla terrina, su quello che preferite. Un uovo, 100 grammi di zucchero, si cominciano a mescolare. Se facciamo 2 uova, 200 grammi di zucchero, 3 uova, 300 grammi di zucchero, quindi per ogni uovo 1-1. E lo stesso sugli altri ingredienti. Aggiungiamo quindi l'uovo con lo zucchero, lo mescoliamo bene, cerchiamo di fare amalgamare, fare sciogliere un po' lo zucchero. Vi ricordo senza macchine meccaniche, perché il meglio di questa ricetta la si dà proprio nel farle a mano. Quando l'uovo è bello schiumoso, è bello montato, che si è sciolto un po' lo zucchero, andiamo ad aggiungere la ricotta, quindi abbiamo 100 grammi di ricotta, quindi un uovo, 100 grammi di zucchero, la ricotta classica. Dopo, se uno vuole la ricotta di pecora, ricotte particolari, si può fare con qualsiasi ricotta, ma basta che sia ricotta fresca, una buona ricotta fresca. Quindi un uovo, 100 grammi di zucchero, 100 grammi di ricotta, andiamo ad amalgamare. In questo caso non giriamo molto, dobbiamo solo far sciogliere la ricotta all'interno dello zucchero delle uova. Aggiungiamo 100 grammi di farina, 00, classica, una farina debole, 00, e mescoliamo, continuiamo a mescolare. Prepariamo a parte un po' di uvetta sultanina, una mela, mezza mela tagliata a cubetti piccoli, no? L'uva sultanina sarebbe l'ideale prepararla una mezz'oretta prima a bagno con un po' di grappa, una buona grappa, esatto, una buona grappa, una buccia di arancia, una buccia di limone. Sappiamo che in questo caso con la grattugia dobbiamo solo grattugiare la parte esterna, perché la parte bianca del limone o dell'arancia diventerebbe amara e porterebbe un gusto non buono alle frittelle. Dobbiamo grattare leggermente la parte esterna dell'arancia, del limone, quindi solo la parte gialla del limone, solo la parte arancione dell'arancia. La mettiamo all'interno della nostra
preparazione, quindi la ricotta con la farina e tutto quanto. Tutto l'impasto, diciamo. Tutto l'impasto, esatto. L'uvetta l'abbiamo messa a bagno con un po' di grappa, non troppa perché altrimenti poi abbiamo la grappa che dobbiamo bercela, magari se siamo la mattina non va bene. E quindi prendiamo l'uvetta, la mettiamo all'interno, la mela, mezza mela tagliata a cubetti la mettiamo all'interno, poi e mescoliamo tutto. È una ricetta semplice, si fa in 10 minuti, no? L'olio a 160 gradi, 160-170 e cominciamo con i 2 cucchiai a fare queste palline che facciamo cadere nell'olio bollente e se sono fatte bene, se l'impasto è riuscito bene non serve neanche girarle perché si girano da sole. Sono una frittella che man mano che si cucina poi... Se non si gira sbaglia tutto, esatto. Se non si gira vuol dire che qualcosa... Sale? Un pizzico di sale, bravissima. Un pizzico di sale. Un pizzico di sale, in questo caso sì, perché non vi sia acciughe, non vi sia ringa. Detto il sale ci vuole. Il sale ci vuole, esatto. E di conseguenza mettiamo questo impasto a friggere, quando sono belle dorate esternamente, se l'olio a 160 gradi, quando sono marroncine esternamente, sono già cotte anche internamente, nel caso si controlla sempre un po' la prima che si fa all'interno che sia ben cotta, si scolano dall'olio, si mettono sulla carta assorbente, su un piatto dove vogliamo servirle, zucchero a velo, sono perfette, calde così. Ci vuole lo zucchero a velo. Zucchero a velo, sì, in questo caso sì. Come copertura. Diciamo lo zucchero a velo su queste frittelle ci sta molto bene, non sono come le frittelle di pane con la massa del pane che in questo caso è un lievito di birra eccetera, in questo caso si usa lo zucchero semolato perché danno questa fragranza diversa, questa croccantezza. Perciò su questa ricetta non c'è lievito, non c'è niente, c'è solo zucchero, uovo, farina, esatto, uova. Esatto, la ricotta dà la leggerezza. E la ricotta dà la leggerezza. Anche perché molto spesso si mette il lievito sugli impasti da fritto, però il lievito tende poi a far assorbire olio, perché poi... Perciò fate la frittella di Sveglia Veneti, chiamiamola la frittella di Sveglia Veneti. 1-1-1. 1-1-1. Allora andiamo a vedere anche queste foto di Asso Cuochi, che così Fabio si spiega. Ecco, questa diciamo questa squadra, questa veramente importante iniziativa, soprattutto di far capire anche qui che avete fatto una bella brigata. Certo. La brigata, eccoli qua, da chi è composta? Allora Fabio, qui cosa stiamo vedendo? Questi sono stati a Roma, siamo stati premiati i nostri ristoratori, professori, allievi per meriti sul territorio, per essere stati associati. Questo è Caorle, quando è stata fatta a Jesolo, è stata fatta artistica, una competizione sull'intaglio. Qui siamo a Bologna alla festa del cuoco, quando abbiamo fatto appunto questa riunione. Questo è il nostro presidente del Veneto, che abbiamo firmato un patto con la regione Veneto per essere disponibili per il Veneto. Questo è Tiramisù Day di Treviso, il grande evento della prima domenica di ottobre tutti gli anni. Siamo a Treviso con il Tiramisù Day. Loggia dei Cavalieri. Sì, Loggia dei Cavalieri. Questo è un evento appunto per il turismo lento, un evento solidale. Questa è la donazione che è stata fatta dalle Lady Chef a seguito della cena contro la violenza sulle donne. Questo è un altro evento appunto a Vittorio Veneto per i ragazzi che si muovevano per aiutare i ragazzi disabili a fare dei movimenti. Questi sono dei vari corsi che facciamo all'interno della nostra associazione. L'associazione Cuochi appunto fa anche formazione sul territorio. Qui durante la mostra del Radicchio di Treviso con il nostro sindaco Siete Conte. un po' dappertutto, insomma. Sì, diciamo che sul territorio quest'anno abbiamo fatto tantissimi eventi, le Lady Chef che hanno fatto la cena contro la violenza sulle donne a una trattoria Vecchio Borgo del nostro carissimo Maurizio. E quindi è un continuo essere sul territorio per dare solidarietà e soprattutto nei momenti difficili, le persone che hanno bisogno, eccetera. Siamo vicini ai nostri giovani, sono i nostri giovani che fanno le competizioni, fanno le gare, no? per stimolarli i ragazzi non solo a studiare ma anche a mettersi a confronto tra di loro e sviluppare sempre di più quello che è la voglia di cucinare, la voglia di mettersi in gioco. La formazione, questi sono corsi di formazione, prima chiamato la signora che era intolleranza alla celiachia, al glutine, e noi facciamo formazione sui nostri associati appunto per attenzione alle allergie, a quello che sono le intolleranze alimentari, perché partiamo dal lattosio, dal glutine, e
un cuoco quando è in cucina e arriva un cliente, un ospite che ha un'intolleranza, un'allergia, bisogna prestare attenzione, perché noi in quel caso siamo noi responsabili di quello che serviamo, siamo noi che dobbiamo fare la massima attenzione a quello che mettiamo nel piatto al cliente, e se il cliente ci segnala un'allergia o un'intolleranza dobbiamo stare attenti e mettere in pratica delle procedure all'interno della cucina per garantire la massima sicurezza al nostro ospite. Allora sentiamo, ormai l'ora è finita, con il presidente di Assocuochi Fabio Mariuzzo. Come ci saluta Fabio? Che messaggio vuoi lasciare questa mattina a Sveglia Veneti, Fabio? Ma penso che il messaggio importante, adesso c'è il carnevale, quindi è un momento di gioia, di festa, e come giustamente diceva le persone che hanno chiamato prima, la cucina e la voglia di stare in famiglia, la voglia di stare in compagnia è sempre importante, quindi andiamo tranquillamente nei ristoranti, nelle trattorie a mangiare, a degustare questi piatti della tradizione, perché la voglia di portare la cucina nelle tavole e gustare quello che è un piatto con serenità, con la gioia della compagnia, perché se la compagnia è giusta, come dicevamo prima, se il cuoco è contento cucina bene, e se chi è seduto a tavola è seduto con amici, con persone con cui si sente bene, i piatti sono sempre più buoni e si mangerà sempre più volentieri e non avremo acidità di stomaco, non staremo male dopo che abbiamo mangiato. Cosa vuoi mangiare? Cosa esatto. mi hai dato da mangiare? Però prima di lasciare Fabio ci vuole il berretto sopra, Fabio. Sì, dobbiamo proprio mettere questa ultima immagine sì. Guardate questo berretto importante che fa capire l'importanza anche della divisa del cuoco, eccolo qua. Ops. Benissimo, sì, va bene, perfetto, bravissimo. E noi lasciamo Fabio Mariuzzo, presidente Assocuochi, con questa bellissima immagine e con queste meravigliose ricette, nostre ricette del territorio che ci ha dato questa mattina. Grazie a te, Presidente. Mirella, è un piacere. Pubblicità, grazie. Presento altri due graditissime ospiti. Abbiamo la professoressa Cesarina Piscozzo, docente di scienze alimentari, nutrizionalista presso Istituto Alberghiero Lido di Venezia. Buongiorno, grazie. Abbiamo anche la professoressa Nandina Ostan, responsabile scuola alberghiera Lepido Rocco. Grazie anche a lei di essere qui. Abbiamo parlato appunto di carnevale, abbiamo mangiato di buona, pensato anche e soprattutto di mangiare bene, di mangiare sano con le ricette antiche. Sentiamo cosa ne pensa la professoressa Cesarina Piscozzo e questi studenti cosa dicono, ecco, come si nutrono, perché qualcuno dice i giovani mangiano malissimo. Io penso non solo i giovani, anche quelli che hanno pochi soldi in tasca, perché le materie prime costano tantissimo. Prego. Buongiorno a tutti, sono qui con la mia dirigente scolastica, la dottoressa Rachele Scandella. Buongiorno. Grazie, allora, buongiorno a tutte e due, grazie. I ragazzi, sì, è vero che a volte si alimentano non in maniera corretta e noi cerchiamo proprio di insegnare loro la corretta educazione alimentare partendo proprio dai principi di base, da una colazione corretta e anche dalla scelta delle materie prime. Come diceva lei, spesso i consumatori sono bloccati un po' dal prezzo alto, un po' più elevato delle materie prime di qualità. Però dobbiamo anche pensare che è un investimento per la nostra salute, un investimento che dobbiamo fare, perché alla fine noi siamo quello che mangiamo e dobbiamo sempre cercare di mantenerci in salute anche grazie all'alimentazione. Non dimentichiamo che il 30% delle cause delle malattie degenerative, comprese anche le malattie tumorali, dipendono da quello che mangiamo, anche da quello che ingeriamo. Quindi noi cerchiamo di insegnare ai nostri studenti che la salute passa dalla corretta alimentazione. La salute, come anche la sostenibilità, passa dall'alimentazione. Allora, sentiamo anche l'altra versione, prego. Professoressa, lei cosa aggiunge a quello che abbiamo appena sentito? Sì, buongiorno. Parla con me, sì. Sì, allora, sì, siete voi due, non ce ne sono altre, sì, no, mi sembra. Prego. Condivido quello che dice la professoressa Piscozzo, che il cibo è la prima cura per la nostra salute. Aggiungo che è anche la cura per l'ambiente, perché una scelta consapevole degli
alimenti che mettiamo nel piatto va a influire in tutta la catena produttiva e di trasporto del cibo e quindi il cibo come cura non solo di se stessi ma come cura dell'ambiente e anche come cura dei nostri agricoltori e allevatori. Come si intrigano i ragazzi, ecco, per avere la loro attenzione anche su un tema molto importante per loro, perché mangiare sano, mangiare bene vuol dire non avere problemi di salute. Invece noi vediamo, io ho i pediatri ospiti, sono molto preoccupati per l'obesità, specialmente nei bambini. Ecco, io sono dell'idea che dobbiamo iniziare a parlarne di più, invitarvi di più anche nelle trasmissioni, perché è un problema che sta preoccupando molto i pediatri e se ne parla veramente poco. Chi mi commenta? Prego. Allora, è vero che da anni anche il sistema sanitario cerca di fare delle sorveglianze alimentari sui bambini, in particolar modo ricordo Occhio alla Salute sulle classi terze della scuola primaria, che purtroppo dava come segnali, dei segnali preoccupanti. Più del 20% dei bambini italiani soffrono di sovrappeso e obesità. Allora, noi cerchiamo di pensare a un modo diverso di mangiare anche nella presentazione anche dei piatti. I bambini, ma anche gli adolescenti, spesso vedono come come piatti di cattivo gusto quelli di origine vegetale, ma tutto dipende da come si preparano e da come si presentano questi piatti, perché cerchiamo anche noi di insegnare ai nostri ragazzi come puoi ottenere un buon piatto, un piatto di alto livello, utilizzando dei prodotti alimentari vegetali, ad esempio i legumi ricchi di proteine vegetali e di grassi buoni, oppure le verdure, giocando anche sui colori, perché ricordiamo che la natura ci offre veramente una varietà di colori straordinaria grazie alle verdure, che sono ricche di sostanze antitumorali, tra l'altro, che prevengono numerose malattie. Quindi il nostro obiettivo è preparare degli studenti e formare dei professionisti del settore ristorativo che siano in grado anche di curare la salute dei consumatori, anche dei più piccoli. È anche una sfida questa che noi ci poniamo, noi che ci occupiamo di alimentazione, di nutrizione umana e di cucina. Cerchiamo anche di avere rapporti con le scuole medie, magari per dare delle indicazioni di corretta alimentazione. Magari grazie ai nostri ragazzi di scuola superiore il messaggio può arrivare prima, ecco. Il nostro obiettivo è quello anche, è sempre un po' difficile da raggiungere. Perché però bisogna vedere il ragazzo quando va a casa cosa trova nel piatto o se non trova neppure il piatto e si arrangia, perché io vedo veramente, sono molto preoccupata, specialmente quando escono dalle scuole, li vedo seduti nei gradini con delle cose veramente orribili. Questa è la verità alla quale purtroppo per quello vi ho anche invitato questa mattina. Allora saluto anche la professoressa Nandina Ostan, vediamo, eccola qua, che è collegata, responsabile scuola alberghiero L'Epico d'Orocco di Motta di Livenza. Lei cosa ci dice? Ecco, questa voglia di trasgredire anche nel mangiare, sono attirati da tante cose, naturalmente non è colpa loro, io lo dico sempre, è inutile che li incolpiamo perché loro non hanno proprio nessuna colpa, e soprattutto capire come si può rimediare. Ecco, io direi che bisognerebbe iniziare proprio dall'asilo e imparare. Io ho avuto, professoressa, una sindaca che ha cercato di fare anche una mensa molto sana. È successo il finimondo, i ragazzi non mangiano, le mamme hanno brontolato, sono andate là, comunque ha dovuto togliere questa dieta che aveva cercato di fare anche molto salubre, perché non è stata accettata dai genitori. Capisce come siamo messi? Siamo messi veramente male. Invece di lasciare libero, io non penso che questa sindaca abbia deciso di fare questa mensa e dar da mangiare in questo modo per cercare di mangiare sano. Invece non c'è niente da fare, ecco, il genitore riesce a gestire male anche questo, invece di mettersi da parte e di star zitto ci mette lo zampino. Prego, professoressa.
Sì, tanto buongiorno a tutti, grazie dell'invito e un saluto anche a nome del direttore generale della Fondazione Lepido Rocco, dottor Visentin. È vero quello che dice lei, i ragazzi non hanno colpa, i genitori sempre di più si intromettono nelle faccende scolastiche senza avere nessun tipo di competenza in merito e credono di sapere, in realtà fanno solo danni. Quando i ragazzi si iscrivono, specialmente alla scuola alberghiera, io dico sempre entrano e mangiano 4 cose: hamburger, patatine, pasta al ragù e pizza. Non mangiano altro, spesso poi i loro pomeriggi li trascorrono mangiando kebab, andando insomma in queste catene di fast food che rovinano, appesantiscono il loro fisico e rovinano la loro salute. Iniziano mangiando 4 cose, poi la scuola ha ancora una grande funzione educativa che non si limita solamente alla trasmissione delle conoscenze e delle competenze, ma anche educazione alimentare, come diceva la professoressa poco fa. È un percorso di educazione, quindi i ragazzi, lavorando le materie prime, lavorando le verdure, lavorando i legumi, intanto imparano a conoscerli, perché nonostante ci siano degli ottimi progetti e collaborazioni tra le aziende sanitarie e le scuole primarie e secondarie di primo grado, nonostante questo i ragazzi arrivano in prima superiore, non sanno cosa sono i legumi, non sanno cosa sono le crucifere, non sanno l'importanza della stagionalità. Imparano pian pianino, all'inizio la curiosità, lavorando il prodotto, lavorando la materia prima, sono incuriositi, iniziano assaggiando, e poi anche quella alimentare è un'educazione, un percorso, e quindi pian pianino escono o dal terzo anno, dal quarto anno, e mangiano sicuramente in modo più completo e più sano rispetto agli anni precedenti. Chiaro è, bisogna vedere poi a casa se i genitori lasciano che i ragazzi sperimentino anche a casa quello che hanno appreso a scuola, o per comodità o per costo, perché effettivamente, ribadisco anch'io, le materie prime di qualità costano, preferiscono o non preparare nulla, oppure lasciare che questi ragazzi mangino insomma cibo o spazzatura. La scuola alberghiera ha anche questo grande compito di educazione alimentare. Noi ci crediamo, continuiamo a crederci, anche noi proponiamo alla scuola media dei progetti sulla corretta educazione, partiamo dalla piramide alimentare insieme alla nostra docente di scienze e igiene, e vediamo che i ragazzi sono incuriositi. Tutto parte dalla curiosità e dall'assaggiare quello che fanno, quindi non ci stancheremo mai per missione educativa di contribuire alla loro salute anche sotto questo aspetto. Poi bisogna dire che fanno anche poca attività fisica, Brava sport, professoressa, brava. Stanno a casa. Io ho iniziato a insegnare circa 20 anni fa. 20 anni fa facevano quasi tutti calcio, pallavolo, basket, eccetera. Adesso pochissimi, perché anche qui intervengono i genitori. Il genitore dice no, che pizza la domenica mattina, portare i figli alle varie partite, perché lo sport è un impegno, ma anche questa è educazione. E quindi li lasciano sul divano con il loro smartphone, le loro strumentazioni tecnologiche che li intrappolano in una rete di scarsa socialità, quindi si muovono poco, mangiano male. Noi abbiamo questa grande missione, specialmente noi delle scuole alberghiere o scuole di formazione professionale, dobbiamo educarli anche in questo, contrastando insomma ai lati le intromissioni delle famiglie che a volte, diciamo, senza competenza La ringrazio professoressa Osta anche di aver detto e di aver parlato molto chiaro, perché dobbiamo mettere il dito nella piaga, inutile girarci intorno. Non è colpa di sicuro di questo ragazzo, perché va stimolato, va intrigato e deve essere il genitore il primo anello. La scuola può fare quello che può fare, però chiederei anche alla professoressa Piscozzo l'importanza anche del colore fin da piccoli, anche all'asilo. Mangiare con i colori è importantissimo, perché i colori attirano. Prego professoressa. Sì, infatti come dicevo prima, dobbiamo cercare di incuriosire il bambino, ma anche il ragazzo, grazie a quello che la natura ci offre, cioè questa marea di colori
e giocare anche con questi colori, vedere come possono cambiare alcuni tipi di verdure, come possono cambiare colore, magari aggiungendo un po' di limone, eccetera. E questo potrebbe attirare appunto anche il bambino della primaria o dell'infanzia. Sì, insomma, ripeto, la presentazione fa tanto. Ovvio che l'adulto è quello che deve guidare il bambino o l'adolescenza nella corretta alimentazione, nell'educazione alimentare, non costringendolo, ma facendo capire anche la bellezza dei diversi piatti. Ecco. Sentiamo anche la sua collega, ma i ragazzi cosa dicono? Vi raccontano cosa mangiate a casa, ma se glielo chiedete, loro parlano, vi racconto com'è il pranzo, la cena, la colazione, perché io sento che addirittura tanti bambini non fanno neppure più la colazione. C'è una cosa veramente pazzesca. Cosa ci raccontate questa mattina? Prego. Sì, allora è vero, molti ragazzi non fanno più colazione o fanno colazione con cibi, merendine altamente processate, no? che non va bene. La tazza di latte con i biscotti o quel pane, eccetera, non esiste più, non sanno neanche più che cosa sia. Naturalmente il problema va oltre noi e va oltre la famiglia. Il problema è, come al solito, politico, no? Per cui certi cibi processati o contaminati o certe sostanze chimiche dovrebbero essere proibite. La scuola fa tanto, soprattutto gli istituti professionali alberghieri quinquennali i ragazzi fanno tantissime ore di scienze e cultura dell'alimentazione e sono molto molto permeabili a queste tematiche. Poi certo, come dicevate voi, escono, vanno nel mondo, vanno a casa, vanno in giro e tutto il resto del mondo dice un'altra cosa, no? Per cui si trovano combattuti fra varie posizioni. A casa a volte raccontano di mangiare bene, altre raccontano di mangiare male. Sicuramente il costo è un problema non indifferente nell'alimentazione di ragazzi, di una famiglia, perché cibi di alta qualità non processati costano purtroppo di più di quelli di produzione industriale e questo è un problema molto importante sul bilancio familiare. Inoltre si aggiunge il fatto che le famiglie stanno subendo delle trasformazioni anche dal punto di vista sociale e sociologico, no? Per cui non c'è più la mamma, giustamente, che sta in casa e cucina tutta mattina aspettando che i figli tornino da scuola. Spesso i ragazzi tornano da scuola e la mamma non c'è e quindi se mangiano la merendina piuttosto che un pranzo. Questo non vuole assolutamente colpevolizzare le donne che lavorano, per l'amor di Dio, nel senso che tutta l'industria alimentare e tutte le grandi ricerche che si fanno in campo alimentare devono tener conto anche dei cambiamenti culturali e sociali che sono avvenuti nelle famiglie, no? E per cui, ripeto, non c'è più la mamma a casa che cucina, mette sul fuoco il minestrone alle 8 della mattina e lo cura fino a che tornavamo a casa da scuola alle 2 del pomeriggio. È un discorso molto complesso che a scuola si affronta e sono sicura che pian pianino si arriverà al cambiamento, anche perché la cattiva alimentazione incide sulle cure sanitarie ad altissimo livello, ok? Per cui la politica è obbligata a prendere dei provvedimenti seri. Certo, i cambiamenti culturali hanno bisogno di tanto tempo per essere attuati, però devo dire che i ragazzi sono sensibili a questo, che il cambiamento culturale è già in atto, è già cominciato, basta vedere sugli scaffali dei supermercati troviamo prodotti che fino a qualche anno fa non sapevamo neanche che esistessero, no? Come le paste integrali, eccetera, le farine di vario tipo. Noi continuiamo a fare la nostra opera educativa, essendo sicuri che si andrà sempre, pur nei momenti bui, si va sempre comunque verso il meglio. Allora abbiamo una nonnina meravigliosa, anzi una bisnonna, abbiamo Rosa in linea. Pronto?
Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno, Nonnina, cara sono bisnonna, ancora pensate, bisnonna Rosa Carpenè. Allora, cosa ci racconta invece questa meravigliosa figura che veramente tanti bambini non hanno più la fortuna di avere nonni, bisnonni? Ecco, con queste ricette che abbiamo dato, con queste scuole alberghiere che stanno cercando di mettercela tutta per far capire che mangiare sano, conoscere i prodotti è fondamentale. Prego Rosa. Sì, buongiorno. Io divento bisnonna, la più giovane d'Italia, penso di essere, perché divento bisnonna a luglio. Pensi? Dunque io adesso a giugno compio 58 anni, sicché sono certo stata che la essere nonna più bisnonna giovane. a 58 anni è una bella sfida in questo mondo Sì, che sentiamo, bellissimo. Bellissimo, bellissimo. Senta Sono Rosa, diventata... cosa prepara lei da mangiare, ecco, per i suoi nipoti, per i suoi figli? Ecco, come ha cucinato, ecco, durante questo percorso? Prego. Ma questo percorso, diciamo, i miei nipoti sono in Germania, però quando li vado a trovare cerchiamo sempre di fare delle cose, diciamo, salutari, è logico. Io cucino tanto con la griglia, nel senso faccio le melanzane grigliate, gli faccio le zucchine grigliate, cerco di fare dei risotti, ma diciamo fatti sempre nelle cose salutari, con zucchine, con funghi. Sono un po' scettica un po' sulle cose, diciamo, come posso dire, snack, quelle cose lì. Purtroppo siamo in un mondo che questo anche i ragazzini chiedono. Ogni tanto facciamo anche un po', diciamo, scappiamo un po', diciamo, da queste cose salutari e mangiamo qualche schifezza, però ci sta, insomma, dai. Però cerco sempre di invogliarli a mangiare cose naturali e diciamo che fanno bene all'organismo, insomma. Finalmente Rosa ha detto, però qualche volta bisogna trasgredire, perché io mi ricordo quel ragazzino che quando il papà gli ha detto per compleanno ti porto su un 8 fast food, si ha fatto così, ha detto finalmente papino, finalmente, capisce veramente, ecco, purtroppo capisce come siamo, ecco, come siamo messi. Rosa, ecco, vorrebbe fare una domanda a queste professoresse che abbiamo la fortuna di avere oggi, abbiamo anche un nutrizionalista. Cosa vorrebbe chiedere Rosa? Ma di nutrire appunto questi ragazzi in modo sano, nel senso di guardare anche, diciamo, con delle app che sono appropriate cosa c'è dentro in certi alimenti, perché magari anche un nutrizionista dà delle cose, però non so se è al corrente di certi alimenti che hanno anche dei come posso dire, dei valori un po' sballati, diciamo, non proprio tante cose salutari all'interno, acidi saturi, quelle cose lì, molto, e anche additivi a rischio. Senta Rosa, i suoi figli mandavano i mensa quando andavano a scuola? I ragazzini sì, il mio almeno, quello più giovane, diciamo, perché io ho 4 figli, il più giovane è qui con me, gli altri 3 sono in Germania, però quello più piccolo ha finito la terza media da poco, diciamo, e alle scuola primaria mangiava anche in mensa. E come trovava queste mense il ragazzo? Poi cosa raccontava Rosa? Non tanto salutari, se devo essere sincera, perché certe mense portano le cose scodellamento, con lo scodellamento, diciamo, al momento già il cibo è più salutare. Con i piatti confezionati con questa plastica sopra, diciamo che il cibo sapeva la plastica, c'è poco da fare, bisogna essere sinceri. Grazie Rosa, meglio. abbiamo conosciuto allora, grazie alla telefonata, non di persona, spero di averla anche in persona, la bisnonna più giovane d'Italia, 56 anni bisnonna, la dice lunga. Grazie Rosa e complimenti veramente. Allora sentiamo anche la nutrizionalista cosa dice, ecco, a nonna Rosa, e soprattutto, ecco, mangiare sano, mangiare bene. Io ho un banco solidale, devo dirle, professoressa, che quello che noto, le famiglie straniere mangiano molti legumi, mangiano, veramente si fanno il pane, loro se lo fanno, vogliono molta farina, pomodoro, mangiano molto semplice e soprattutto apprezzano molto i legumi, cosa che non succede con i nostri, una fatica numero 1. Pochissimi, ecco, forse c'è qualcosa che non va veramente, sono cambiate un po' le abitudini. Prego professoressa Piscozzo. Sì, sono cambiate le abitudini e c'è talmente tanta offerta che i ragazzi vanno anche in confusione.
molto bello sentir parlare una nonna, una bisnonna che si prende cura dei nipoti, insegnando magari anche delle ricette tradizionali, no? Quelle che stiamo un po' perdendo con la fretta di fare, con la vita frenetica che abbiamo, prendiamo, come diceva la mia dirigente, prodotti sempre più processati, no? Quelli pronti, già pronti. Sicuramente partire da zero, dalle materie prime e fare a casa da sé il prodotto, il piatto finito, sicuramente ha tutti i vantaggi che possiamo immaginare. Ecco, capire bene cosa stiamo comprando, quello che diceva la signora prima, capire bene cosa stiamo comprando, perché in questo modo riusciamo anche a capire quello che stiamo mangiando. Quindi anche qui maggiore attenzione anche all'etichetta alimentare, che non tutti i consumatori sono al corrente delle indicazioni che ci possono dare queste etichette alimentari, che vanno dall'aggiunta degli additivi o anche dall'aggiunta di altre sostanze. Dovremmo tornare un po' ai vecchi sistemi di cottura pure, e quindi appunto sì, fare tesoro di tutto quello che ci viene detto da parte dei genitori, dei nonni, dei bisnonni. Però voglio dire una cosa, che i nostri ragazzi spesso ci riportano: questa ricetta me l'ha insegnata la nonna, e noi cerchiamo di insistere su questo, portiamo avanti la tradizione, portiamo avanti il concetto che vai tu al supermercato a sceglierti la materia prima, vai a casa, prova, fai dei tentativi, che ci sia quella curiosità per poi dopo avere il prodotto finito, che sicuramente è più salutare rispetto a quelli che andiamo magari a comprare ultraprocessati o a livello industriale. Ecco, su questo noi cerchiamo di puntare, ma ripeto, anche la lettura delle etichette è fondamentale secondo noi. E le dosi, soprattutto anche le dosi sono fondamentali. Sentiamo anche la sua collega cosa aggiunge a quello che ha detto, forse ecco, cercando anche di far capire di più anche ai genitori l'importanza di essere ascoltate da voi, cioè devono capire quello che voi dite, perché è importante poi che il bambino ma anche questi genitori devono capire di ascoltare di più quello che viene detto, perché è per il loro bene e il bene anche della salute dei loro figli. Prego. Sì, assolutamente. I ragazzi prima sono stati i bambini che poi diventano ragazzi, che poi diventano giovani uomini o donne, imparano con l'esempio. Alcuni hanno la fortuna di avere a casa le nonne, che alcune nonne hanno tempo di cucinare, altre lavorano perché la società, come diceva la dirigente, è cambiata. I ragazzi imparano con l'esempio e riportano anche a noi: ho fatto questa ricetta con la nonna, e cerchiamo di ripeterla e di portare l'esempio a tutta la classe. È vero che dobbiamo far leggere loro le etichette, ci sono tanti progetti che vengono fatti in classe proprio di lettura delle etichette, a volte attraverso delle applicazioni specifiche che aiutano l'insegnante di scienze e igiene a fare lezioni, a spiegare ai ragazzi, a volte semplicemente facendo portare loro: fammi vedere cosa mangi a colazione, porta l'etichetta del prodotto, e quindi la docente spiega quali sono le caratteristiche del prodotto, che 99% è processato. Vengono fatte anche delle indagini a scuola: cosa mangi a colazione, cosa mangi a pranzo, cosa mangi a cena, e quello che viene fuori è disarmante. Tanti ragazzi non fanno colazione. Noi sottolineiamo anche ai genitori che è importante la colazione, forse è il momento più importante della giornata, ma loro ci dicono sempre vabbè, ormai sono grandi. Ecco, questa frase "ormai sono grandi" noi come scuola non la accettiamo, perché dite che il cervello cresce fino quasi a 20 anni, questi non hanno proprio capito niente, ma no, veramente... ma anche perché il compito del genitore è accompagnare la crescita del figlio anche quando va alla scuola superiore, e quindi no vabbè, ormai sono grandi, si arrangiano. E poi l'altra frase che ci fa un po' arrabbiare è vabbè, ma ha sempre fatto così. Certo, ma adesso è il momento forse di correggere quello che non va. Quindi la scuola è importantissima, lettura delle etichette, analisi delle etichette dei prodotti, indagini su cosa mangiano, e poi anche la diffusione dei risultati che cerchiamo di condurre attraverso il giornalino scolastico, che esce circa ogni 2 mesi, e a volte
pubblichiamo anche gli esiti di queste indagini alimentari che vengono fatte e con dei suggerimenti, dei consigli. E poi il giornalino va a casa e sarebbe opportuno che i genitori lo condividessero coi figli, però come si diceva poc'anzi il tempo è poco e forse non è una questione di tempo, è una questione di voglia di stare a ascoltare i nostri figli. Bravissima professoressa, non possono dire che non possono leggere il giornalino assieme che voi date, vuol dire che proprio non ci siamo, perché dovrebbe anche essere una bellissima cosa leggere questo giornalino assieme, capire cosa fa la scuola, cosa dicono gli insegnanti, il figlio cosa dice. No, non ci siamo anche perché proprio. Si parla di avete salute. capito perché vi ho invitato? Avete capito? Perché siccome questa trasmissione è seguitissima, specialmente anche dai nonni, ditelo ai vostri figli di cambiare registro, non tutti, ce ne sono di bravi e non dobbiamo fare il solito minestrone, però siamo molto preoccupati e non a caso io invito queste professoresse, questi dirigenti per far capire, ecco, l'importanza di ascoltare quello che si dice per un bene comune. Ma avete visto che tantissimi ragazzi hanno quasi tutti gli apparecchi? Ci sarà un motivo? Come mai una volta non c'erano tutti questi apparecchi in giro? E giustamente si ammalano tantissimo, si ammalano tantissimo. Esatto. Noi diciamo spieghiamo il ruolo importante dell'alimentazione, le classi nostre sono multietniche, ci sono tantissimi ragazzi stranieri che usano nella loro alimentazione spezie, alimenti molto semplici e non processati, e infatti si ammalano molto di meno, e noi questo lo facciamo presente ai nostri ragazzi italiani. Guardate, prendiamo esempio spiegando il ruolo importante della verdura, della frutta, ma anche delle spezie. Ha fatto bene a dirlo, perché è proprio così. Ho citato l'esempio del Banco Solidale, dove vedo questa differenza. Ecco, loro mangiano molto più naturale, conoscono molto più i legumi di noi, non c'è niente da fare. No, se li proponi fagioli e legumi non ne vogliono sapere, perché non ne parliamo. Allora, se andiamo a vedere anche questa gara tra istituti alberghieri, andiamo a Vicenza. Allora, signori, qui abbiamo principalmente finger food, cose piccoline, però comunque molto buone. Là abbiamo una più dolce, però cominciamo col salato. Passiamo col salato. Di qua abbiamo dei paninetti con hamburger di carne mista, macinata principalmente, della scamorza. Questo è un assaggio, non solo in senso letterale, che gli studenti dell'Istituto Almerico da Schio hanno voluto dare nella presentazione della gara nazionale degli istituti alberghieri, che verrà ospitata proprio a Vicenza, vincitrice dell'ultimo torneo pre-pandemia. Dal 24 al 27 maggio si sfideranno 55 studenti provenienti da 19 province e 11 regioni. Un grande merito per Vicenza essere qua a rappresentare questo concorso, soprattutto in un paese come l'Italia, dove l'enogastronomia è proprio al centro quasi dell'economia. Dà la possibilità appunto a tutti i nostri studenti, ma anche agli studenti delle altre scuole che parteciperanno, di mettere in pratica le loro abilità e di mettersi soprattutto alla prova per unire il territorio, la scuola e anche gli insegnamenti che ci vengono dati in questi 3 ambiti scolastici. Importante sarà sicuramente l'organizzazione e le abilità che i studenti dimostreranno. I ragazzi sono ambasciatori di questa nuova sensibilità, quindi non vogliono solo trovare nel piatto un prodotto buono, ma vogliono sapere da dove proviene, qual è la storia di quel prodotto e qual è la sostenibilità di quel prodotto. Le eccellenze gastronomiche locali saranno indiscusse protagoniste per sostenere tutta la filiera turistica legata all'enogastronomia. Filo conduttore nelle diverse prove di questa edizione vicentina del premio, quello del turismo green e sostenibile, che i ragazzi saranno chiamati ad interpretare. Le prove riguardano non solo la cucina e la pasticceria per ovvi motivi, ma anche la sala e vendita e l'accoglienza turistica. Quindi dietro a questa parola enogastronomia non si deve pensare soltanto alla cucina, ma c'è un mondo immenso. Allora, adesso chiederei alla dirigente appunto dell'Istituto Alberghiero del Lido di Venezia, Rachele Scandello. Ecco, io ho fatto vedere queste immagini per capire cosa avete notato il prima e il dopo. È stato un percorso difficile per i ragazzi, per le scuole,
per i genitori, per gli insegnanti, ma soprattutto capire dove si vorrà andare a parare anche con questi genitori, perché poi alla fine è lei che si incontra, oltre anche i professori, che deve far capire a questi genitori, a molti, che veramente c'è qualcosa che non funziona in famiglia, ma veramente, e questo sta diventando un fatto grave, basta vedere cosa succede nelle città, nei paesi, questa mancanza di genitorialità, il genitore autorevole e non autoritario o viceversa, non si riesce più a capire, è troppo difficile fare i genitori. Allora, professoressa Cardello, cosa ci dice? È proprio così difficile, come diceva prima ecco la collega, ecco, se si vuole si può trovare il tempo di fare, di leggere assieme, di capire quello che fa la scuola, quanto impegno ci mettete, prego. Certo, fare il genitore è sicuramente, dico una frase fatta, il mestiere più difficile. Oggi lo è ancora di più. Lo ancora di più perché, come ho detto prima, ci sono in atto grandissimi cambiamenti, no? Che comportano anche i cambiamenti a livello educativo, a livello di gestione della famiglia, eccetera. È più facile dare sempre ragione ai figli, è più facile non educare che educare, perché educare costa fatica, no? In un mondo dove gli stimoli che hanno questi ragazzi sono tutti esterni alle istituzioni educative, siano esse la scuola e siano esse la famiglia. Oggi si nota sempre di più ragazzi che hanno poca autonomia, sia funzionale che anche emotiva, no? Per cui non riescono a reggere un conflitto, un insuccesso, arrivano in prima superiore e non sanno abbottonarsi la divisa di cucina o allacciarsi le scarpe, e viene ovviamente da chiedersi cosa sta succedendo. Senza colpevolizzare necessariamente le famiglie, ribadisco che siamo di fronte a dei grandi cambiamenti e spesso le istituzioni educative, anche le scuole, non solo le famiglie, non sanno bene come agire, come reagire ai cambiamenti. Ho speranza naturalmente che se ne esca, perché insieme a tanti ragazzi problematici, però ne abbiamo tantissimi di bravi ragazzi che si impegnano, che studiano, che si comportano bene, eccetera. Certo, bisogna ricostruire una nuova identità dentro un mondo nuovo che c'è inedito. Abbiamo Antonio da Padova, vai Antonio, poi continuiamo, vai. Antonio? Sì, pronto, buongiorno Mirella, buongiorno anche gli ospiti. Pronto? Sì, ti sento bene Antonio, vai. Ecco, fare i giovani, fare i genitori non è difficile, è facile. Basta fare i genitori. I figli non sono grandi, finché i figli sono in casa tua non sono grandi, perché un figlio per essere grande deve andare fuori di casa, perché fin quando è in casa mia che gli devo stirare, lavargli la roba, fargli i letti e poi non fanno la colazione perché dicono che sono grandi, no, non sono grandi, siete piccoli. Io dico la verità, io ho dei figli che hanno anche 28-29 anni e voglio che facciano quello che voglio che dico io. Se non fanno quello che dico io, se ne vanno fuori di casa. L'ho fatto anch'io. Io a 20 anni andai fuori di casa perché volevo essere grande. Però dopo, Mirella, sono tornato in casa perché mi sono accorto che ero ancora piccolo. Buongiorno e grazie. Grazie Antonio, anche Antonio ha fatto le sue riflessioni, quello che fa riflettere, quello che dicono sia la dirigente che le professoresse, c'è qualcosa che non va e non è colpa di questi ragazzi, la colpa è di questi genitori. Io mi domando cosa avrebbero dovuto fare una volta con 8-10 figli, poco da mangiare, niente da vestire. Eppure sapevano fare i genitori e non creavano tanti problemi. Adesso hanno un figlio ed è difficile fare il genitore. Certo è difficile perché vuoi fare quello che vuoi tu, è là il problema. Il sacrificio, come si parlava prima, poco movimento. Io vedo anche amiche mie che vanno a far footing in bicicletta, però i figli non li hanno mai. Ma mio figlio non vuole venire. Ma io dico, ma scusa, ma come non vuole venire? Ma lo hai stimolato a venire con te? Hai cercato oppure hai proprio deposto le armi subito? Perché
è più facile dire, come avete detto voi, fa così, vuole così, e non va bene, non va assolutamente bene. È su quei genitori che noi dobbiamo andare a parare e dobbiamo cercare di girare, perché gli altri sono già bravi, le sappiamo, ci mancherebbe, ma sono quelli che veramente, questi ragazzi poi si rovinano, ed è un compito anche molto difficile per la scuola poi entrare all'interno di questo meccanismo proprio di questo ragazzo, perché non è semplice, non è facile, perché si chiudono, non si esprimono, non hanno più voglia di niente. Allora, professoressa Ostan, cosa dice? Dobbiamo lavorare più sui genitori? Io direi che sarebbe ora di mandare a scuola i genitori più che i ragazzi, perché veramente non ne posso più di vedere certe cose. Non saranno neanche tanti, ma ce ne sono in abbondanza. Poi anche come si comportano, come prima ha chiamato una signora, la nostra Sandra, che ha detto: ma avete visto come tagliano la pizza, come prendono le posate o come si vestono? Io l'altro giorno ho visto un ragazzo e ho detto: ma come ti stai mettendo il maglione? Era talmente in garbo, e ho detto: ma cosa stai facendo? Ma come ti stai mettendo sto maglione? Vieni qua che ti insegno. Ma io sono abituato. No, non sei abituato così, vuoi così perché non sai usare una cosa più semplice. Cioè le cose semplici sono le più difficili. Professoressa, cosa dice? Sì, questo, guardi, quando vengono a scuola il primo anno, come diceva la dirigente, è vero, non sanno allacciarsi la divisa, non sanno vestirsi, come dire, arrivano con la divisa stropicciata. Quindi le racconto un episodio: noi abbiamo un asse da stiro, quando io li vedo con la divisa, specialmente con la giacca di cucina o con la camicia della sala bar stropicciata, gliela faccio stirare e dico: ma come, la mamma non te l'ha insegnato? No, ecco, ma la mamma non lo fa bene, la mamma lavora, devi farlo tu, devi imparare tu, perché sei tu che impari a diventare un uomo, un adulto. Questa fragilità poi emerge anche nel mondo del lavoro. Quando i ragazzi fanno il percorso di alternanza, quindi vanno in stage, noi notiamo ragazzi sempre più fragili. Sono i ragazzi che chiamiamo con l'airbag, nel senso che da quando sono piccini i genitori non li spronano a resistere alle difficoltà, ma reagiscono per loro. Quindi è come se ogni volta che il bambino, che diventa un ragazzo, incontra un ostacolo, atterra sul morbido. In realtà no, a volte è necessario anche farsi male. Quindi quando vanno a lavorare, quando vanno in stage, non reggono l'autorevolezza dello chef, del maître, non sono capaci di reagire a un ordine, diventano tutti ma mi tratta male. Ma cosa vuol dire ti tratta male? Mi tratta male vuol dire mi dice che devo pulire la cucina. Benissimo, si parte sempre dal basso, no? Verga diceva: bisogna saper fare da sagrestano per poi poter fare il papa. Però d'altro canto vanno a casa e le famiglie, invece di spronarli a resistere, a essere resilienti, vengono a scuola e dicono: gli cambiate il posto di tirocinio. Questo creerà dei lavoratori, si spera di no, perché poi i ragazzi crescono e crescono con le esperienze, ma creerà dei lavoratori, come dire, poco abituati alla fatica e alla resistenza. Quindi abbiamo la scuola Stefania da Vicenza, poi continuiamo, se non mi cade la linea. Vai Stefania. Buongiorno, volevo dire una cosa, che anche al giorno d'oggi questi figli non sono abituati a sentirsi dire tanti no. Sono sempre abituati ad avere i genitori che dicono sì, gli danno tutto, perché al giorno d'oggi hanno tutto. Io non ho figli, ma sono sempre stata abituata che quando sono in casa con i miei genitori a fare quello che mi dicono. Ho sempre ubbidito, ho sempre aiutato, ho sempre collaborato con i miei genitori, andavo a scuola, andavo a lavorare, mia mamma mi diceva: guarda, se non ti va bene andare a studiare, vai a lavorare o lavori con noi, perché mio padre aveva un'azienda, no? Qua io adesso abito a Vaidagno, però una volta abitavo a Cornedo, i miei genitori avevano un'azienda che facevano praticamente costruzioni case. Non ho mai disubbidito a mia madre, mai. Quello che io adesso sto vedendo anche sui telegiornali, i ragazzi che mettono un cestino in testa ai professori, un altro professore che ha ricevuto una pallina su un occhio, roba che non rovina la professoressa, cioè un'arma finta a scuola. Cioè io dico, a questo punto, cioè, i genitori dovrebbero essere un po' i genitori di una volta,
Cioè devono insegnare l'educazione ai figli a dire di no. Quando si dice di no è no, non è un no e poi deve essere un sì. Cioè devono puntarsi su questo fatto, perché ci sono troppi figli che hanno tutto e troppi figli che fanno quello che vogliono. Lo fanno perché i genitori, non è facile essere genitori, questo è vero, però devono puntarsi come facevano una volta, qualche schiaffo in più, ok? Non dico non dico di dargliene a farli andare all'ospedale, voglio dire, perché quello no, però mia madre, quando io non lo vedevo, non contava fino a 3, andava a 1 e poi le prendevo. Cioè così sono cresciuta e così sono io, voglio dire. Adesso c'è troppa libertà, c'è tutto, basta andare a guardare il telegiornale, qua fanno con difficoltà, cioè è molto facile ammazzare le persone perché io ti dico di no, ti ammazzo, ma voglio dire non è normale una cosa del genere, i genitori devono puntare di più a dire di no quando va detto di no, è no, tu non esci, è no, tu non hai il cellulare e tu devi, se non studi vai a lavorare. Questo devo fare, adesso c'è troppa libertà. Io ho lavorato anche perché sono un'operatrice, adesso lavoro in ospedale, ho fatto centri estivi. Un ragazzino di 10 anni, passatemi la parola, che viene a dirmi a me va a farti fottere o va a fare un culo, passatemi le parole, che sono cose che non si devono dire. Io l'ho preso, l'ho messo fuori dalla porta, l'ho inginocchiato, gli ho detto se ti muovi da lì ci stai per altri 10 minuti. Poi se vuoi che io parli con tua madre, ti spiego come sei tu qua. Non è che tu vieni qua alle scuole, quelli estivi, centri estivi e fai quello che vuoi. Sei un pensa a quel ragazzino cosa sentiva a casa? Stefania, tu pensa a quel ragazzino che linguaggio si usa a casa? Tu pensa, e questa donna e questa mamma sveglia Veneti, ma io direi sveglia donna. Allora grazie Stefania, allora sentiamo la dirigente veramente Rachele Scandello come commenta questa telefonata. Anche questi genitori, queste mamme, io dico, ma come si fa ad accettare un linguaggio? Perché lo sento anch'io come si rivolgono alle loro mamme. È una cosa incredibile a volte questo linguaggio veramente violento. Prego, Scandello. È sicuramente un approccio... noi lo chiamiamo di maleducazione ovviamente, no? in questa epoca ci sembrano questi ragazzi che non siano mai stati a scuola, che non abbiano mai ricevuto un'educazione eccetera eccetera. Ribadisco che è un problema di tutti, che spesso le famiglie non hanno, i genitori non hanno la forza, non hanno gli strumenti perché il messaggio che viene dai social, dalle tecnologie digitali è oggi più forte di quello che le famiglie danno. Si è disintegrata quella comunità sociale che condivideva anche implicitamente delle regole e che tutelava la gioventù, no? E per cui cioè, a 15 anni se provavo a fumare la prima sigaretta, mia mamma veniva a saperlo prima ancora che l'accendessi, no? Questo per dire che c'era intorno una comunità educante con un patto implicito. Oggi questa comunità educante non c'è più, ma c'è una comunità globale diseducante, no? I ragazzi vengono fin da piccoli alimentati attraverso il telefonino, alimentati di contenuti violenti, pedopornografici o comunque diseducativi, no? E quindi alimentare un piccolo alberello che deve crescere di concimi tossici non può farlo crescere bene. Ok, quindi il problema dell'educazione dei ragazzi, dei giovani, deve riguardare tutti noi, e io insisto che ci devono essere delle forti scelte. Ma vede, dirigente,
quello che io vedo è che hanno paura di intervenire. Ecco, mentre prima c'era una comunità che interveniva, che non aveva paura, adesso hanno paura di intervenire. Hanno paura che questo ragazzino metta le mani addosso, abbia il coltello, cioè divide e ti impera. È successo questo purtroppo. Ecco, specialmente i diversamente giovani, i fragili temono molto questo. Io per questo vi ho invitato, perché cerco di dare anche un messaggio positivo questa mattina. Dobbiamo anche noi metterci in gioco, dobbiamo mettere la famosa goccia, non aver paura del ragazzino. Io non ho paura del ragazzino e non l'avrò mai, mai. Lo so che cioè io sono stata aggredita da 7 ragazzini, non da uno, e col coltello, perciò so quello che dico, ma mai io avrò paura del ragazzino, ma non esiste proprio nel mio modo di pensare, di donna, di madre, di quello che si vuole. Non riesco ad aver paura di loro, non riesco, però loro lo sentono. Io quando li affronto vedo che loro lo sentono, quando li guardi bene negli occhi, ma bene devi guardarli, andargli molto vicino e dirgli: guarda che non c'è ciccia per gatti com'è, guardate che lo capiscono, non sono così. Certo che se vedono il debole è un disastro assoluto, questo sì, questo lo noto anch'io e lo faccio notare anche i volontari del Banco Solidale. Guai aver paura, mai aver paura, affrontare nella maniera giusta, nel modo giusto, ma affrontare il problema. Mirella d'Ariese, vai Mirella. Sì, ciao Mirella, buongiorno al signore vicine. Allora volevo dire, il 15 febbraio è venuto qua mio nipote, perché stava poco bene, il papà l'ha portato qua, se potevo tenerlo, va bene, è casa da scuola, boh. Allora mi ha detto: nonna Elfa, il 17 febbraio compio gli anni. Lo so. E allora mi devi fare un piacere, devo scrivere una torta salata come che si può fare, perché devo invitare i miei amichetti. Ho detto, va bene, e ora ma ne devo fare 2 perché una non basta, una diversa dall'altra, perché dopo devo aiutare la mamma a impastare, a fare. Insomma, sono restata, perché guarda, un bambino che ascolta la mamma che deve fare questa torta assieme, mi è piaciuto molto. Bravissima. Ecco, dico queste cose che ci sono ancora bambini, insomma. Per fortuna, ma sicuro ecco. Nella famiglia di questo tuo nipote non si usano certi termini e non si permetterebbe mai di rivolgersi a questa persona in maniera come abbiamo sentito. Bravissima Mirella e complimenti veramente anche per quello che hai detto, perché fa ben sperare. Allora chiediamo anche veramente ecco, che messaggio, ormai siamo in chiusura. Ormai è passata l'ora. Ecco, professoressa Ostan, cosa vuole dire? Ecco, che messaggio vuole lasciare questa mattina, soprattutto anche a questa nonna meravigliata, perché il nipote ha chiesto: nonna, come si fa la torta salata? Aiuto, è bellissimo. Una telefonata in chiusura per voi così bella, forse non ve l'aspettavate. Prego, professoressa. Io direi che il messaggio è questo: dobbiamo collaborare insieme, scuola, famiglia, istituzioni, per l'educazione dei nostri giovani, che sono la speranza e che sono quello che verrà e che hanno il futuro nelle loro mani. Quindi hanno bisogno di regole, le apprezzano anche se sembrano respingerle. Alla fine gli insegnanti più autorevoli sono sempre i più amati dai ragazzi, hanno bisogno di regole, di confini per la loro sicurezza e per crescere sereni e a loro volta trasmettere questo messaggio. Dobbiamo darci la mano tutti insieme, perché la scuola da sola fa poco, la famiglia da sola, ora come ora, comunque non è in grado di prendersi cura dell'educazione in toto del figlio, quindi siamo sempre sicuri che possiamo fare un grande lavoro su questi ragazzi insieme. Quindi la scuola non è una nemica, è una alleata, sempre e sempre lo sarà. Quindi, come dico sempre ai genitori, insieme possiamo fare grandi cose, scuola, istituzioni e famiglia. Quindi crediamo un po' di più in questi ragazzi e diamo loro regole e esempio. La nonna che fa la torta insieme al nipote è un grande esempio e sicuramente questo nipote trasmetterà
a sua volta nella società quello che ha assorbito a casa. E magari anche i suoi amici che non sanno neppure, ecco, quando mangeranno questa torta salata, questo ragazzo dirà: l'ho fatta con mia mamma, mi ha aiutato mia nonna a darmi la ricetta, chissà che anche loro facciano la torta salata. Grazie veramente, grazie alla professoressa Nandina Ostà, responsabile scuola alberghiera Lepido Rocco di Motta di Livenza, di essere stata con noi, grazie. Allora andiamo adesso dalla professoressa Cesarina Piscozzo e poi chiuderemo con la dirigente Scandello. Allora, professoressa Piscozzo, come ci vuole lasciare, cosa vuole dire? Prego. Sì, anch'io con un messaggio di speranza, perché se siamo qui è perché crediamo fortemente nei nostri giovani e in quello che saranno. Aggiungo che i ragazzi non solo hanno il loro futuro nelle mani, ma anche il nostro futuro è nelle loro mani, ecco. E quindi noi cerchiamo di puntare insieme alla famiglia e a tutte le istituzioni a insegnare loro che il rispetto delle persone, il rispetto del territorio, il rispetto reciproco in generale è la base di qualsiasi lavoro e della vita, di qualsiasi progetto di vita, ecco. Grazie, lo chiudiamo con la dirigente Rachele Scandello dell'Istituto Alberghiero del Lido di Venezia. Che appello vuole fare? Allora sentiamo, io voglio un appello adesso, ecco, si rivolga a queste persone che la stanno ascoltando e vedendo, faccia un appello, vediamo che se neanche ne becchiamo uno abbiamo già fatto un successo. Prego. L'appello è questo, di supportare la scuola e il progetto educativo della scuola e stare vicino ai nostri giovani con l'ascolto, la presenza, la cucina, insomma esserci, perché oggi quello che manca è il tempo che dedichiamo agli altri. Noi ce la mettiamo tutte, vediamo anche dei risultati, perché quando i ragazzi si accompagnano e si dà la strada, loro ci seguono e quindi abbiamo bisogno però dell'appoggio di tutti, dai nonni, bisnonni e di tutti quanti, e vedrete che ce la faremo. Grazie, grazie a questi gentilissimi ospiti che ho avuto questa mattina, questi insegnanti, questi dirigenti che ce la stanno mettendo tutta. Lasciateli lavorare, rispettateli soprattutto, perché veramente loro hanno bisogno del vostro rispetto e allora lavoreranno anche meglio. Grazie, grazie, grazie. Pubblicità. Grazie. Buongiorno a tutti. Grazie. Altri graditissimi ospiti, tutti professori questa mattina, abbiamo fatto la mattina di professori perché noi dobbiamo ascoltare, imparare, ecco, dobbiamo capire come muoverci, cosa dire, cosa mangiare, cosa non mangiare, cosa fare anche a casa per intrigare i nostri ragazzi, i nonni. Avete sentito la torta salata, questo ragazzino che è andato da nonna e gli ha detto: nonna, insegnami a fare la torta salata perché ho una festa a casa e voglio fare la torta salata. Ne parleremo con il professor Marco Valletta, Istituto Maffioli di Castelfranco Veneto. Grazie professor Valletta. Grazie per Saluto anche il professor Vertucci, Raffaele Vertucci, docente presso l'Istituto Alberini di Villorba. Buongiorno anche lei professore. Allora questa nonna che dice che è bello sentire mio nipote che mi chiede come si fa la ricetta della torta salata. Allora professor Valletta, cosa dice a questa nonna che la sta ascoltando, che ha detto non me la sarei mai immaginato una domanda del genere? È una piccola palestra di vita per il ragazzo, no? Perché si mette in gioco a confronto con una entità diversa, perché comunque la nonna appartiene ad un'altra epoca e la cucina in questo caso è stato un punto d'incontro. Allora è bene sperimentare, è bene lavorare con chi ne sa più di te o con chi vuole imparare, ed è poi bello mangiare i risultati insieme, no? Quindi se arriva a fare la torta salata, la mangeranno i suoi amici e diranno ma l'ho fatta io con mia nonna. Quindi c'è anche un gioco di poesia, no? Un gioco di opportunità. E magari qualcuno chiederà dammi la ricetta perché mi è piaciuta oppure vieni tanto. con me che dalla nonna ti insegnerà anche a te, no? Così andiamo a trovare anche la nonna. Bellissimo questo. Sentiamo anche cosa ne pensa il professor Vertucci. Che Raffaele saluto, Vertucci. Ciao Raffaele. Allora professore, Sì, ciao, dolce e salato, dove sono più orientati i ragazzi? Cosa ci dice professor Vertucci? Innanzitutto saluto tutti, ovviamente Marco che è un carissimo collega oltre che amico. Voi mi sentite? Sì, benissimo. Bene, no, cosa dire? Sicuramente quello della nonna è una palestra di vita, perché io ho in mente sempre... tempo fa noi invitammo a scuola un grande chef che partiva proprio dalla nonna
un certo Gennaro Esposito, e mi colpiva quello che diceva, dice la cucina parte dalla trattoria, dove quando lui parlava di trattoria intendeva la semplicità. E sicuramente la semplicità è un concetto che a volte noi diamo per scontato, ma non lo è, visto che per arrivare alla semplicità... È la campanella della scuola, professore, sì, l'abbiamo sentita bene. Che bello sentire la campanella della scuola. Prego, professore, anche la Meloni e la campanella. Abbiamo tutti la campanella ormai. Prego, professor Vertucci. No, la semplicità però è una conquista, pur tenendo presente che per le nonne evidentemente era un percorso di inizio per i bambini, però per arrivare alla semplicità bisogna, io dico sempre, levare, togliere, e se noi insegniamo ai ragazzi a togliere il superfluo, e questo può essere utile anche in generale nella vita, secondo me, non so se lo chef, io lo chiamo Marco, è d'accordo, Valletta, se togliamo si arriva all'essenza delle cose, no? E secondo me una cucina che arriva all'essenza arriva al cuore delle cose. Cioè professor Vertucci, devo correre perché il tempo è tiranno, ma dolce e salato dove sono più orientati i ragazzi? Prego. Allora, le dico, noi quest'anno proprio andiamo a inaugurare, quindi sembra così, per rispondere alla sua domanda, un laboratorio di pasticceria. E dove è pasticceria ovviamente c'è anche zucchero, però attenzione, lavoriamo anche sulla pasticceria salata. Quindi io penso che le due cose, salato e dolce, possono assolutamente convivere nella giusta dimensione e dose però. Se noi insegniamo questo ai ragazzi e cerchiamo di farlo, facciamo un buon servizio alla società, insomma, per essere chiari. Sentiamo anche lo chef, allora il professor Marco Valletta, dolce, salato. Prima abbiamo aperto con Fabio Mariuzzo, che penso tu Presidente della Socuochi Treviso, sì. Treviso, con questi piatti tradizionali, la renga, la sardè in saor, abbiamo parlato i bigui in salsa, il baccalà. Ecco, ma mangiano questi ragazzi questi piatti, oppure se tu le do del tu, perché siamo amici con di vecchia data appunto con il professor Marco Valletta, sono orientati su questi cibi oppure neanche da proporre e iniziare a farli? Allora, diciamo così, i giovani, il cibo è un tempo che si riperpetua nel corso degli anni, no? Nei corsi dei tempi, per cui i ragazzi apprezzano quello che conoscono più facilmente. Però è vero che, per esempio, è la curiosità che spinge il ragazzo ad essere più attento, più informato, perché se si educa il ragazzo alla curiosità alimentare, no? Alla curiosità anche del gusto, del piacere, e comunque alla diversità dei gusti, probabilmente noi facciamo un'opera anche di missione. Allora, il grande problema che compare oggi, che magari fino al 2012 non c'era, è che oggi in casa si mangia molto meno variegato, è una cucina meno varia, per una questione di logiche di tempo, eccetera. Allora i ragazzi sono un po' limitati in questo, però sono curiosi. A volte la curiosità spesso non è guidata bene, perché si mangia o troppo dolce, o magari a volte si preferisce bere cose troppo dolci, e non entro nel merito specifico, però la cucina e il piacere della tavola deve essere sempre un piacere, e ricordo che l'unica sensazione che il cibo ha è quello di coinvolgere i 5 sensi. Il pane ha la crosta che è croccante e rumorosa, il burro è untuoso e riempie il palato, un prezzemolo ha il profumo, no? E poi il piacere, per esempio, di mangiare un fritto con i dei, perché ciucciarsi i dei del fritto, quindi i 5 sensi sono coinvolti, e il cibo educa ad avere una mente più aperta. Ecco perché in alcuni paesi, per esempio in Scandinavia, così anche nei paesi nordamericani, si educa da bambini, no? A variare molto il cibo e a prepararli. Poi a volte non si sortisce questa efficacia. Noi abbiamo un patrimonio culturale in Italia di tantissime cucine territoriali e un plus che ci invidia tutto il mondo. Facciamo in modo che questo plus resti per oggi, domani, dopodomani e per quando non ci saremo più noi, che gli altri continuino in questo.
Senti professore, allora carnevale, profumo di carnevale, tante sensazioni, tanti colori, il cibo è fatto anche di colore che attira, che intriga. Ecco, come sentite questo profumo di carnevale? Avete preparato la scuola anche in questo? Ecco, in questo periodo cosa si fa? Una volta il carnevale era carnevale in tutti i sensi. Carnevale vale la carne, cioè si mangia di grasso, fondamentalmente era magari quel periodo che ti preparava poi all'astinenza successiva della Quaresima. Ma c'è una cosa che voglio sottolineare a tutti quanti, la cultura del fritto. Da Trapani a Tarcento, dico io, non c'è il dolce carnascialesco che non sia espressione di un intingerlo nel fritto. Ma anche cose salate si friggono in questo più tempo. Le sardine saur si friggono, no? Ma pensi le frittelle, i galani, piuttosto che crostoli, le chiacchiere, gli stracci, perché poi in ogni regione cambia nome. Ma alla fine si tratta sempre di pasta, acqua semplice, farina, profumata di liquore e fritto. Allora il fritto porta bene, e porta bene anche perché nella tradizione di coloro che magari vivono, diciamo così, nell'alchimia oppure nella storia del, diciamo così, della sfortuna, il fritto porta via il malocchio. C'è una testimonianza di Elena Cumano, che era una del 500 esiliata da Venezia, mandata via, e lei per tirare via il malocchio oppure per conquistare friggeva. Quindi insomma il fritto allora, è di buon chi auspicio. Friggete, fa bene. Soprattutto un'altra cosa importante, ecco il colore nel cibo, nella pietanza, professor Valletta. Il colore è perché diciamo così, spesso mitiga l'80% del piacere della vista, no? Perché uno tra i 5 sensi è quello della vista. A volte un cibo diventa appetibile solo a vederlo. A volte però devo dire che si esagera. Un conto è vedere una cosa che un colore naturale di un prodotto piuttosto che vedere tanti poi coloranti utilizzati. A me non piacciono, a volte ci sono frutti di gelati, magari prodotti che sono eccessivamente colorati, io non li gradisco molto. Però a Carnevale il piacere più bello, se noi guardiamo i fritti, è il bianco dello zucchero a velo, il colore delle uova, quindi il colore beige dorato. Il cibo a Carnevale non è mai molto colorato, ma tutto attorno è colorato. Allora è colorato per la festa. Allora io preferisco associare il Carnevale come il trionfo delle diversità. I colori sono diversi e quindi evviva la diversità per tutti. Sentiamo anche cosa come il Carnevale dal professor Vertucci. Lei professore, ecco, che profumi ha messo veramente in campo, ecco, questo per intrigare i ragazzi, per far capire che sarà un Carnevale diverso, perché dobbiamo intrigarli sti ragazzi anche con le nostre tradizioni. Prego, professor Vertucci. Sì, sicuramente condivido tutto quanto diceva il professor Valletta, tenendo presente che ovviamente il dolce la fa da padrone, ecco, diciamo così. Tenendo presente che il cibo è cultura, e quando parliamo di cibo come cultura intendiamo proprio questo, che intorno ad esso gira il pensiero in quanto tale. E tenendo presente che ovviamente anche qui a scuola i profumi ogni mattina quando arrivo si sprecano, e sicuramente io dico la frittella, con tutto il rispetto per le altre regioni, io sono di origine campana. Non come si sente neanche, professore, guardi, proprio non si sente. Siamo corregionali noi. Corregionali con il professor Valletta. Prego, professor Vertucci. No, sicuramente io dico la frittella come la si fa in Veneto culturalmente, forse da noi in tutta Italia non si fa, non so se il prof Valletta è d'accordo, perché c'è evidentemente una ricerca e una tradizione, perché anche questo è fondamentale. Essendo il cibo cultura si porta avanti con sé una tradizione, quindi una cultura che è importante, insomma, quindi lo dico con tutta onestà e franchezza. Quindi sicuramente inizierà, questo sarà poi martedì grasso, ovviamente sarà il giorno per eccellenza del Carnevale. Però io dico, in questo tempo forse di spreco, noi cerchiamo di insegnare ai ragazzi anche durante questo periodo
socialmente, insomma, cerchiamo di educare alla correttezza delle cose, cioè a non sprecare e a buttare così la roba, perché rientra proprio in una delle funzioni principali della scuola. Educare al cibo significa educare anche alla correttezza alimentare. Fatto bene il professor Vertucci, perché abbiamo letto proprio in questi giorni cosa viene sprecato ogni mattina, quanto cibo viene buttato. Ha fatto bene a ricordarlo, il rispetto del cibo, il rispetto del pane soprattutto. Ecco, io inizio anche il Banco Solidale ad avere rispetto e come dice lei, a far rispettare questo cibo che viene donato. È un cibo importante, lo devi apprezzare, devi capire. Prego. Se posso aggiungere qualcosa, noi su Treviso, per esempio, in accordo, devo essere sincero, con altre associazioni, in particolare la diocesi, e ringrazio in questo il vescovo di questa realtà, stiamo cercando di approntare una formula di refettorio, partendo da quello che a suo tempo si fece con la diocesi di Milano, cioè un refettorio ambrosiano, di portarlo su Treviso, cioè cercare di educare i ragazzi anche a chi non può permettersi il cibo, in maniera che un paio di giorni alla settimana stiamo cercando di creare una struttura che accolga e soprattutto dia del cibo a 360 gradi, che il cibo è anche cibo per l'anima, attenzione, non solo per il corpo, che questo è un presupposto importante per noi, e stiamo cercando di attrezzare una cosa del genere, ma poi eventualmente sarà occasione di coinvolgere anche la stampa in questo senso, in maniera torno a ripetere, educare i ragazzi proprio alla... Questo è un buonissimo messaggio, la ringrazio professor Vertucci. Abbiamo Giusy in linea, vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Mirella, io adesso dico quello che dico sempre quando vedo questi ristoratori, questi chef, e chiedo a loro: ma questi bar, ristoranti con cucina a vista, alle volte vedo questi cuochi o cuoche senza il berretto in testa, ma con i capelli sciolti, con barbe lunghe, con anelli, anche impastano con questi anelli, ma la regola non dovrebbero essere tutte uguali per i ristoranti, o quelli piccoli scappano dai NAS? Non capisco questa cosa qua, perché mi fa... E dopo ti portano il pane magari con i guanti qua e là, e lì in cucina ne fanno di tutti. Io capisco che è un lavoro che non lo farei mai, però le regole dovrebbero essere per tutti quanti. La pulizia dovrebbe essere per tutti quanti, perché vedere anche una donna ma che ti porta al tavolo con i capelli lunghi, adesso la moda che arrivano fino a metà petto, non si può fare così, non si può fare così. La ringrazio. Abbiamo sentito Nadia, abbiamo avuto lo chef Fabio Marcuzzo, presidente Assocuochi, invece è venuto in divisa, col cappello, col codino, era perfetto, perché l'immagine è molto importante. Prego, allora, professore. Il problema, come dice la signora, è un problema di regole. Come in Italia sempre sappiamo, le regole ci sono, poi ci sono quelle che le rispettano, quelle che non le rispettano, e non dico rispettare poco o rispettare tanto, le regole o ci sono e si rispettano oppure non si rispettano, ma questo purtroppo dipende dall'organizzazione, dalla gestione, però ci vorrebbe un po' di amore proprio, no? Le persone sono dei professionisti che lavorano anche facendo un toast piuttosto che una preparazione, però vorrei dire una cosa sulle cucine in vista. Non è una novità, diciamo così, dei tempi moderni. Già negli anni 70 il maestro Maffioli, no? Andò in giro e apprezzava i cuochi che lavoravano in vetrina. Molti ristoranti tradizionali, quelli di una volta, degli anni 60-70, avevano la cucina a vista proprio per testimoniare il valore dell'operatività del cuoco. E ricordo due cose importanti. Uno, la giacca da cuoco è bianca perché sul bianco si vede lo sporco e quindi è un senso civico.
civico. Da quando è nata la divisa con Marie-Antoine Carême nel Settecento, il principio era questo. Secondo, il toc, la toc, no? Il cappello, era una testimonianza non solo di importanza e di ruolo, ma proprio per cercare di fare della cucina un ambiente salubre, sano, pulito, igienicamente corretto. Poi oggi ci sono le regole, ci sono i processi di autocontrollo, tantissime cose, ma il buon senso è legato a far giurisprudenza e ciascuno è chiamato a essere responsabile. Dove ci sono quelle persone raccontate alla signora, non ci vada in quelli dove lavorano meglio. Che ce ne sono anche, ce ne perché sono, bisogna sicuramente, anche dirlo, perché sennò non ne veniamo fuori. Andiamo a vedere, ecco, questo Maffioli Castelfranco e poi lo commentiamo. Un intervento da oltre 2.300.000 euro, in parte finanziato dalla provincia, in parte con altri finanziamenti ministeriali, che ha comportato l'efficientamento energetico, sostituendo gli infissi, facendo il cappotto esterno, rifacendo il tetto, installando un impianto fotovoltaico da 20 kW. Progettato in tempi non sospetti, quando ancora il caro energia non mordeva, oggi l'ex convitto del Maffioli è un fiore all'occhiello dell'edilizia scolastica trevigiana. Gli indirizzi, insomma, che si stanno perseguendo riducono i consumi in modo molto significativo, tanto di energia elettrica che di gas per il riscaldamento. Ai primi piani trova spazio la nuova scuola media di San Floriano, a quelli superiori alcune aule del vicino Istituto Sartora, messa in sicurezza e riammodernata tutta la viabilità esterna. In mattinata l'inaugurazione ufficiale, un modo per fare il punto anche dei progetti didattici. Abbiamo cablato tutti i nostri edifici, questa compresa, abbiamo comprato tutte le digital board per ogni aula, quindi sono già tecnologiche, e per nuovi ambienti di apprendimento vuol dire creare nuove aule didattiche con materiale che può prestarsi a sviluppare molti laboratori. Faccio un esempio: i ragazzini non sanno cos'è un metro cubo, bene, allora gli realizziamo un bel metro cubo di polistirolo, così ci sbattono contro tutti i giorni e alla fine sapranno esattamente cos'è un metro cubo. Nuovi spazi di apprendimento e risparmio energetico, questa è la formula che sembra vincente avviata a Castelfranco. Allora abbiamo visto, ma lo spiegherà il professor Valletta, non è l'alberghiero, è l'agrario. È l'Istituto Sartor, l'agrario, insieme però all'Istituto Comprensivo che si è spostato lì, sono integrati. Allora sentiamo che istituto vorrebbe il professor Valletta, come dovrebbe essere la scuola alberghiere secondo il professor Valletta, e poi lo chiederemo anche al professor Vertucci, per intrigare i ragazzi, perché dicono che la scuola è noiosa, è monotona. No. La scuola intanto deve essere viva, no? E noi l'istituto, poi il collega, l'amico spiegherà, noi abbiamo due strutture completamente diverse. Noi abbiamo una scuola in una villa del Settecento e una parte invece in una struttura completamente nuova. Poi abbiamo Montebelluna e anche Pieve del Grappa, perché il nostro istituto viaggia su 3 comuni diversi e ogni territorio ha la sua identità. Quella che volevano chiudere. E quella che che invece è aperta. Che rimane aperta, sì, probabilmente. Sì, adesso stanno ancora decidendo il da farsi, ma penso che rimarrà aperta per l'anno prossimo sicuramente. Il problema grande è che la scuola deve essere una scuola viva, dinamica e di opportunità per i ragazzi. Spesso l'opportunità non è legata solo a quello che si fa dentro, ma come la scuola può offrirsi con il territorio per fare. È chiaro che le scuole dove sono più centrali o più con opportunità di spazi, oppure come diceva la dirigente Fusaro, di avere queste opportunità di classi dove l'apprendimento non è più legato, tu racconti e io ascolto, no? Come l'insegnante che deve riempire i vasi, ma creare. Queste sono le opportunità, una scuola deve essere viva. A me piacerebbe anche una scuola che fosse più lunga nel tempo, cioè piuttosto che finire all'1:30, alle 2:30, che possa essere messa a disposizione delle famiglie anche alle 3, 4, 5 del pomeriggio. Noi stiamo facendo dei progetti che coinvolgono i ragazzi proprio per cercare di fargli vedere che a scuola non si impara solo in classe, ma dentro la scuola si può fare classi diverse, opportunità diverse. Professor Valletta, io ho in mente le parole di quella mamma proprio all'ingresso della scuola Maffioli che stava per chiudere, che ha un figlio che ha bisogno invece di una scuola inclusiva e lei l'aveva trovata in questa scuola. Sì. Ecco, mio figlio sta bene, ha trovato gli amici. Ecco, cos'è una scuola inclusiva? Perché questa parola inclusione è molto difficile a vedere realizzata. A parole sì, ma proprio quando vai nel pezzo, io ne so qualcosa con la piccola Lisa,
Allora, noi abbiamo tutti gli istituti professionali, noi Treviso, Vittorio Veneto, sicuramente come scuola alberghiere siamo una scuole fortemente inclusive. Ci sono altre scuole fortemente inclusive perché hanno la possibilità di avere delle opportunità, un po' di laboratorio, un po' di teoria. Sicuramente inclusiva è legata al rispetto e all'opportunità delle diversità di tutti. Ci sono tantissime diversità in un istituto dove alberghiero come il nostro. Intanto la provenienza, per cui i nostri istituti abbracciano un bacino di utenza molto ampio. Noi per esempio a Castelfranco trattiamo da Milano fino a Fontaniva, no? Per esempio a Pieve del Grappa c'è il gruppo di Bassano, gente dell'Asolano, a Montebelluna c'è la parte che viene da Giavera, da Susegana. Quindi già il fatto che la scuola sia un punto di incontro, no? Un collettore di diversità territoriali è una ricchezza. E poi l'inclusività è legata al fatto che le specialità di noi ragazzi, dei nostri ragazzi, è di essere appunto ciascuno con le proprie abilità e competenze, tutti vanno rispettati. La nostra scuola ha grandi numeri, come anche l'Alberini e il Beltrame. Abbiamo numeri, noi abbiamo 85 ragazzi diversamente abili in una scuola, no? E questo secondo me è una ricchezza per tutti. E poi i ragazzi che lavorano con loro in classe diventano anche migliori cittadini domani. Andiamo a vedere anche la scuola alberghiera Alberini, anche se è di anni fa, ma vediamo questa scuola e poi la commentiamo col professor Vertucci. Andiamo a vedere il servizio. Un candidato per ogni regione italiana, sono 20 gli chef che si sfidano a colpi di fornello per il trofeo miglior allievo Istituti Alberghieri 2021, organizzato dalla Federazione Italiana Cuochi, che quest'anno ha scelto il Veneto, in particolare l'Istituto Alberini di Treviso, come palcoscenico di questa competizione culinaria. E il tema scelto? La pasta fresca. La tradizione della pasta fresca è una tradizione che corre tutto lo stivale. La peculiarità in questo caso di questo concorso è abbinare alla pasta le varie tradizioni in cui viene fatta nei vari territori. Quindi sì, 20 regioni, 20 ricette diverse, 20 ricette che si avvicinano ai loro territori. Una prova di 45 minuti più 15 per il assetto del laboratorio. Non guardiamo solamente al gusto, ma guardiamo anche come i ragazzi in questo momento stanno preparando, le tecniche di lavoro, l'HCCP, quindi l'igiene, come si comportano. C'è una piccola parte sull'estetica, ma molto è importante per il gusto, perché un ragazzo che ovviamente fa un concorso deve imparare a fare un piatto che sia gustoso prima di tutto e poi chiaramente anche sano, perché questa è una cosa a cui noi diamo molta attenzione. E per il Veneto in gara c'è Davide Marcato, 18 anni, di Santa Maria di Sala, che porta in gara una rivisitazione di un piatto della tradizione veneziana. Il piatto che ho portato è una reginetta ripiena di fegato alla veneziana e alla base troviamo del latte di baccalà, utilizzando le lische appunto dello stoccafisso essiccato, e del radicchio di Treviso tardivo marinato in aceto di lampone, cappero, cannella e melograno. Prima di sentire il professor Vertucci abbiamo Giorgio da Venezia. Ciao Giorgio, è caduta la linea. Diteli che state lì. Allora, va bene, professor Vertucci? No, sicuramente gli istituti professionali, e noi lo siamo ovviamente, hanno tanti ragazzi diciamo con diversità iscritti. Lei pensi che ne abbiamo quest'anno, per fare un po' di numeri, 72. Una scuola inclusiva. La scuola inclusiva, la scuola di per sé, nella sua origine, dovrebbe essere inclusiva. Inclusiva perché deve partire da un presupposto, che è il rispetto dell'alterità. Ovviamente l'alterità come cifra di un altro forse più grande di noi. E quindi il tu per noi è fondamentale. Ovviamente ci sono ragazzi con una serie di disabilità, diciamo, speciali, che ovviamente per essere accolti hanno bisogno di... Lei chiedeva al professor Valletto la scuola come dovrebbe essere. Sicuramente una scuola
con poche barriere architettoniche, e noi negli anni abbiamo cercato di farlo, in Veneto si è cercato di farlo. Ovviamente quando parliamo di barriera architettonica parliamo a 360 gradi, sia diciamo praticamente ma anche teoricamente. Noi diciamo sempre che l'alunno non è l'alunno dell'aula, l'alunno è l'alunno della scuola, quindi deve conoscere tutti gli ambienti della scuola. Solo così potrà vivere la scuola come comunità, conoscendo gli spazi, sapendosi muovere, cioè lui riesce ad essere un buon cittadino della comunità scolastica. Se noi, e cerchiamo di farlo, insegniamo questo a tutti i ragazzi, ovviamente, come si dice, verrà fuori un senso civico, un senso, gli inglesi le chiamano di sviluppo di soft skills, di competenze di cittadinanza attiva, secondo me importanti. Aspetti, perché abbiamo una persona, professor Vertucci, Giorgio, ha 91 anni, Giorgio, che salutiamo. Buongiorno Giorgio. Il segreto per arrivare a 91 anni. Buongiorno. Prego Giorgio, cosa vuole dirci? Parlo con Mirella. Sì, eccola qua. Ma sono in diretta? Sì Giorgio, sei in diretta con Mirella. Io sono indignato in una maniera incredibile, perché ho 91 anni e vedo che non si fa niente. Ho fatto una manifestazione il 1° maggio con un cartello con scritto pace, perché c'è gente che muore. Anche adesso abbiamo sentito 4 bambini morti a Gaza per il freddo. E cose incredibili, migliaia di morti che muoiono ogni giorno. Mentre noi parliamo adesso, c'è gente che crepa tranquillamente. Mentre parliamo, perché manca la corrente, c'è il bambino con la termica che non può, che crepa con la mamma davanti perché manca la corrente. È una cosa incredibile. È il governo una schifezza di tutti quanti i ministri, dopo dicono perché la gente non va a votare. Bisognerebbe fare qualcosa. Io ho fatto la manifestazione e il problema, sa cosa è? Sono i pennelli, un dito e un dito. Perché se che a volta Hitler fosse stato ammesso all'Accademia delle Belle Arti, non avrebbe scatenato la guerra. Quello che ha fatto ha attentato al presidente, all'attuale presidente, è questione del dito, perché ho fatto tante gare di tiro e di armi. Grazie Quando caro Giorgio, devo andare grilletto... avanti, grazie della telefonata, un grande abbraccio. La cultura è importante, professor Valletta, veramente apre la mente, apre il cuore, se veramente ci credi. Ecco, come rispondiamo a nonno Giorgio? Intanto che lui si preoccupa, esatto, anni di avere questa sensibilità nei confronti di chi soffre. E credo che di fronte a delle immagini, delle notizie, della sofferenza, tutti quanti siamo partecipi. Però io vorrei ricordare che la cosa più importante è la cultura del confronto. Noi dobbiamo imparare che la scuola è una testimonianza di confronto, dovremmo sempre di più imparare a confrontarci. Ci sono posizioni diverse, ma il confronto, come diceva qualche noto politico degli anni 50, non è legato io sono contro di te, nemico, no? Ma noi siamo due partner, no? Che si incontrano, discutono e le cose divergenti possono essere alcune accomunate e servire. Allora dobbiamo educare le persone a parlare. La scuola deve essere un luogo di confronto. Noi docenti dovremmo essere capaci di confrontarci di più, anche con le famiglie, no? C'è sempre questo concetto del confronto. Poi dopo le sensibilità sono espressioni culturali di famiglia, sociali, anche di cultura certamente, però la cosa importante è imparare a dirsi le cose in maniera franca, in maniera coerente. E poi dopo dico che il senso civico nasce non perché uno beve l'acqua e diventa più cittadino europeo, no? Ma
Uno beve perché si informa, perché è curioso, perché ama il confronto, perché può sostenere un dialogo con gli altri. Poi se di fronte a questo dialogo le persone non vogliono ascoltare è un problema grosso, però noi non ci possiamo mettere nel dire ci sono solo buoni e cattivi, ci siamo in tanti e tra questi tanti cerchiamo le cose che ci uniscono. Professor Valletta, ecco un messaggio che questa mattina vuoi lasciare a Sveglia Veneta, alle tante persone che ti stanno vedendo e ascoltando, ecco che messaggio vuoi lasciare per far capire che alla famiglia aspetta un ruolo importante, perché prima della scuola il ragazzo esce dalla famiglia, esce da questa casa, ecco cosa vuoi dire? Io già l'ultima volta che sono venuto, quando ci incontravamo con la donna Zan, ho sostenuto un'idea importante. Noi adulti dobbiamo essere un esempio per i giovani e gli adulti sono genitori adulti, docenti adulti, anche gli amministratori politici adulti. Dovremmo promuovere diciamo così, un comportamento corretto, reale, che diventi insegnamento, perché predicare bene e razzolare male ormai è finita questo tempo. I ragazzi apprezzano questo, no? E io dico sempre ci vuole la cultura della coerenza, la cultura di uno spirito dove se io dico una cosa e condividiamo questa cosa, poi questa cosa va portata avanti, no? Va bene, per questa volta è fatto così, poi la prossima andiamo via. I ragazzi secondo me hanno bisogno di questo, hanno bisogno di respirare un'aria di coerenza nel mondo degli adulti. Spesso noi adulti o genitori o docenti o anche politici non siamo un esempio di qualità e i ragazzi, io sono molto convinto che queste generazioni, soprattutto adesso sto frequentando i ragazzi del triennio, prima, seconda e terza, sono ragazzi veramente che hanno una sensibilità molto spiccata, un po' timida, a volte introversa, ma sono ragazzi di grande qualità. Sta a noi fare in modo che questa qualità possa sbocciare in sogni di qualità e possa far diventare questi cittadini migliori di noi. Ma noi dobbiamo fare da esempio. Sentiamo il professor Vertucci. Lei, professore, invece che messaggio vuole dare questa mattina a Sveglia Veneti? Prego, professor Vertucci. No, volevo dire semplicemente che sicuramente una scuola di qualità, io dico tutte le scuole dovrebbero essere di qualità in Italia, almeno il sistema lo prevede, dovrebbero formare al di là dello studente in sé, sono d'accordo con quanto diceva il prof. Valletta, dei buoni cittadini. Sicuramente per formare dei buoni cittadini, io dico questo, c'è un termine filosofico, bisogna partire dal discorso legato al confronto e siamo d'accordo. Il confronto però ovviamente si fonda non solo sulla dialettica, ma per usare un termine a me molto caro, si forma sulla dialogica, cioè dove il confronto tiene presente questo, cioè le persone con un volto e con un nome. Se noi riconosciamo questa identità a ogni studente, a ogni ragazzo, sicuramente diamo testimonianza di un messaggio forte. Perché riconoscere l'altro, come dicevo prima, riconoscere il tu, significa, come dire, creare i presupposti per una dialogica che possa essere il fondamento della società. E sicuramente i ragazzi non hanno bisogno oggi di maestri, no, ma sicuramente sono d'accordo con Valletta, hanno bisogno di testimoni. E dietro la testimonianza, diceva Don Tonino Bello, sto grande vescovo che purtroppo ci ha lasciato un po' di tempo fa in età prematura, diceva i testimoni possono rappresentare, come dire, il vero insegnamento, sia per i giovani, mi permetto di dirlo, ma anche per gli adulti. Perché anche i ragazzi stessi per noi sono dei testimoni importanti da cui attingere, perché sono fucina di idee, sono fucina di innovazione, sono fucina anche di quella qualità che forse oggi si è perso un po', l'ingenuità, ma sicuramente va vista come una virtù, non solo come un peccato, come purtroppo molti politici dicono. Insomma, mi permetto La lezione di questa mattina a scuola cos'è stata, professor Valletta? Ogni classe per fortuna ha l'autonomia che ogni docente fa quello che può all'interno di un percorso legato alla progettazione del nostro PTOF. Ogni scuola
per fortuna la scuola è ancora libera, no? Può organizzare e il docente è espressione del proprio vissuto. Ma la cosa bella secondo me è che tutti quanti dobbiamo, come ha detto anche il collega, dobbiamo testimoniare una cosa importante, la cultura dell'esempio e soprattutto una cultura. Mi piace l'idea, no, di essere dialogici e comunque testimonianza di un confronto intelligente e guidato, ma anche il rispetto delle libertà. E questo mi fa piacere. Pensare che la scuola domani sarà ancora meglio di quella di oggi, sicuramente. Ma si festeggia il carnevale a scuola in questi giorni? Si festeggia lunedì, martedì e mercoledì con il ponte del calendario regionale Veneto che permette di sospendere le attività didattiche, le scuole rimarranno comunque aperte, ma i ragazzi staranno a casa con le loro famiglie, friggeranno, faranno crostoli, frittelle e mi sa che qualcuno poi dopo, il mercoledì delle ceneri, che vadano a espiare i peccati fatti all'ultimo di carnevale. E il professor Valletta friggerà per sé, per qualcuno? Assolutamente sì, friggerò. Allora, tra castagnole e poi farò anche le frittelle, diverse tipi, quelle con le mele, con il riso, con la ricotta, mi sbizzarrirò un pochettino. Sentiamo il professor Vertucci, friggerà il professor Vertucci? Ma io lo voglio chiarire, io non sono un professore di cucina. Però vieni a mangiare da me, vieni a mangiare da me. Ecco l'invito in diretta al professor Vertucci di mangiare le frittelle, le castagnole del professor Valletta, mi sembra bella. È bello questo la conosco, invito. sì. Accetta il professor Vertucci questo invito? Sì, con piacere, anche perché io avendo fatto, avendo un percorso di studi filosofici, c'era un filosofo in particolare che era Platone, che scrive 2 opere bellissime e il titolo già dice tutto. Una delle opere è Il Convivio, dove lui invitava a pensare le persone intorno al cibo, l'altra è Il Simposio, dove lui invitava le persone a pensare intorno al bere, che sono fondamentalmente i 2 indirizzi e 2 dei 3 indirizzi previsti dalla scuola alberghiera, cioè il food, il cibo e ovviamente il beverage, il bere. Quindi assolutamente accetto con piacere l'invito del professor Valletta che... Sentiamo. Ecco, allora ci sentiamo. Grazie a questi graditissimi ospiti. Saluto il professor Marco Valletta, Istituto Maffioli Castelfranco Veneto. Saluto il professor Raffaele Vertucci, docente presso l'Istituto Alberini di Villorba, di essere stati con noi. Adesso noi andiamo invece con la ricetta proposta da Mirella. Riso alla toscana. I ceci sono i semi del Cicer aretinum, una pianta nota già agli antichi egizi e molto utilizzata nella cucina di tutto il mondo. Fin dagli Etruschi e poi dai Romani, nella storia della cucina i ceci sono i legumi più amati. Ingredienti per 4 persone: 200 g di riso, 200 g di ceci precotti in scatola, 1,5 litri di brodo di carne, 100 g di passata di pomodoro, 4 pomodori grossi molto maturi, un cucchiaio di olio extravergine di oliva, sale, pepe. Tagliate i pomodori. Cuocete i ceci per alcuni minuti nel brodo di dado di carne in una pentola coperta. Dopo unite la passata di pomodoro. Mescolate. Calate il riso. E fatelo cuocere mescolando spesso.
fino a che tutto il brodo non si sarà consumato. A 5 minuti dalla cottura aggiungete i pomodori tagliati. Aggiungete dell'acqua che avrete già fatto bollire in quantità sufficiente per cuocere il riso. Poi condite con un po' di olio crudo e di pepe. Servite. E buon appetito!